Che facciamo? Andiamo? Andiamo. Sì, direi di andiamo. Mamma mia. Khvicha Kvaratskhelia. Si comincia con Khvicha Kvaratskhelia. Dai. E poi che la paura, hai capito che ho fatto tutto questo e poi dopo diventava la scaramanzia. C'ho mal di c'ho la lombalgia. Allora, calma. Avevo letto cose. Benvenuto l'ultimo iscritto, nessuno. Benvenuti nessuno. Ah, che bellezza. Allora, venite a me con i like preventivi, con i like postumi, che io devo ringraziare subito Tore Falanga, che ha ospiti a cena, quindi lascia il like preventivo e mi lascia il supporto preventivo anche, con il Napoli non proprio irresistibile, merito anche dell'asfissiante Atalanta che con noi si esalta e non c'è dubbio, e stavano facendo quello che dovevano fare, quello che ci aspettiamo che ci faccia l'Atalanta, con tutti gli annessi e i connessi, con l'ambiente, con le aggressioni all'arbitro, con le cose, mamma mia, mamma mia. Allora, bene, allo stadio. Allora, il fatto di Liverpool, se a Liverpool avessero dato il 100%, questa vittoria non la portavano a casa. Non lo sappiamo, Mario, ma la cosa importante è che io adesso, oggi, vi posso venire a dire, nonostante, e lo vediamo anche dagli XG, lo vediamo rivedendo la partita, perché l'Atalanta le ha avute le sue occasioni, eccetera, eccetera, vi posso venire a dire adesso, meno male, che quella sconfitta è venuta con il primo posto comunque conquistato, perché per come si era messa all'inizio un po' di paura, onestamente, ecco qua, abbiamo perso un pochino di quelle certezze, di quelle cose, il Napoli ha reagito molto bene, molto bene. Un minuto di silenzio per chi si preoccupava inutilmente per il rientro di Osimhen, o buon o contrario. Kepler, ma meno male che c'è, Osimhen, ma non scherziamo. E dopo la Roma, gol all'Atalanta, gol e assist oggi, assist e gol e assist di Osimhen, pericolo pubblico. Valentina, buonasera. I like, Mario vi chiede i like e voi non li lasciate. Obiettivamente l'Atalanta ha fatto una bella partita, hanno giocato cattivo e sporco, ma l'abbiamo espugnata. Bravo Biagio. E un abbraccio, Erberto Farese, sei un grande tu. Un po' più sereno. Adesso sì, Salvatore, veramente ve la sono vista brutta durante la reaction. Penso che avete visto, se non avete visto la reaction siete completamente pazzi, andate a vedervela e tornate poi qua, perché ci sono emozioni forti, emozioni fortissime. Ma che emozioni, ma quale emozione? Ciao Bra. Oggi non era importante giocare bene, sono 3 punti che valgono almeno 9 per il peso che hanno. 4 partite con Milan, Lazio, Roma, Atalanta, 12 punti, tutte fuori casa. Caspita, tutte fuori casa, hai ragione. Bello, Ale. Bellissimo. Nonostante io sia sempre convinto che i campionati alla fine si decidono uccidendo le piccole, cioè senza mai steccare con le piccole, perché le piccole sono piccole e quindi chi stecca con le piccole perde terreno con le altre. Io così la penso, però dimostrare forza e forza mentale e stare sul pezzo contro le competitor è altrettanto importante, perché te le lasci più dietro. E ringrazio Erberto Farese, vedi? Ho visto che reazione, lo sa, meno male. Dopo la traversa di Milano sul finale si aggiunge quella di Beckham, ma saranno segnali, Valeria, piano, ma sì, sono anche questi segnali. Buonasera, è qui Carlo Elmas, venite, salite, faccio spazio, aspetta, faccio spazio. Ah, e quante ne hanno dette ad Elmas, mamma mia.
E quanto gliene ho dette? Allora, buonasera Davide. Erberto, allora adesso parliamo anche della formazione. Ovviamente, e ti ringrazio per il super sticker, è chiaro che venendoti meno Kvara all'ultimo minuto e tutte quelle ipotesi di formazioni, giocare in un certo modo, il Napoli ha dovuto mischiare le carte in tavola. E si pensava a Raspadori, io stesso pensavo a Raspadori, ma quando vedi sia Elmas che Olivera, l'idea che ti viene immediata è Spalletti vuole i centimetri. Spalletti ci sta parlando tanto dei centimetri, proprio l'altezza, proprio in maniera banale, giocatori più alti che quando c'è la palla vagante possono aggredirla la palla e riconquistarla. E sì, perché Atebor che andava, i quinti, lo sapete l'Atalanta come funziona, e quindi Olivera lì per avere più fisicità. Ci aggiungi la fisicità di Elmas invece della fantasia di Raspadori su quella fascia, e Spalletti ha avuto ragione. Non c'è alcun dubbio su questo. Poi durante la partita c'è altro anche da dire, perché io ho visto una Anghissà ancora molto molto sotto forma, ancora non l'Anghissà, e mi sembra di giocare un po' con uno in meno, ma andiamo per ordine perché tu ci saranno tantissime cose da dire. E come godo, mamma mia Daniele, non hai idea, vai a vedere vai, fai i fatti da YouTube. Fa caldo, e capita Elmas, meretta da 9, aspetta, ma lo vedo, devo salutare, allora devo ringraziare Diego Pugliese, forza Napoli, come mi ha insegnato mio padre, che oggi sono 2 anni che non c'è più. Chissà come avrebbe pronunciato lui Kvaratskhelia. Napoli ti amo. Mamma mia Diego, un abbraccione a te e a tutta la tua famiglia, un bacio gigante. E queste sono poi, in questo caso, singolarmente per ognuno di noi hanno dei valori diversi, e per te ha un valore ancora più speciale. Veramente, veramente, che bello, sono le cose belle. Le cose belle. Vittorio pensa: la maggior parte dei bergamaschi allo stadio è meno civile delle bestie, e non c'è alcun dubbio. C'è stato un momento, io poi sul gol di Elmas non ho visto bene perché stavo impazzendo, stavo cadendo, ma ho sentito Paramount Plus parlare di bottiglie che volavano, e allora lo tenete per vizio, vittoria di carattere, ma perdonatemi, ma Lozano non mi piace proprio. Ci sono alcune prestazioni individuali che sicuramente vanno isolate e vanno analizzate con calma. Quella di Lozano, a tratti, a me Zelinski è piaciuto nel primo tempo, poi nel secondo tempo qualcosa pure lui ha pagato. Per me, chiedete scusa, è il fatto di chiedere scusa. Per me, sì, anche Juan Jesus non mi è sembrato proprio sul pezzo come altre volte. E varie cose, insomma, un po' di sofferenza, ragazzi, c'è stata, ed è secondo me anche legittima. Potrebbe esserci stanchezza generale, ed è una cosa normale, dobbiamo stringere i denti perché ci sono 2 altre partite e poi tiriamo il fiato. Non è il momento di tirare il fiato. Buonasera a tutti. Mi è piaciuto come abbiamo ribaltato il pressing nel secondo tempo e come siamo stati bravi a comunicare centrocampo e difesa per evitare le imbucate. Un po' imprecisi in attacco, ma ok. Con Lobotka tagliato fuori, marcato uomo, perdiamo il 50% della pericolosità in attacco e dall'affidabilità in difesa. Sì, Raff, però per me Lobotka ha fatto una partita straordinaria. Per me Lobotka c'è stato un momento, ci sono state 2 partite in cui mi è sembrato meno brillante. Oggi mi è sembrato tornato ai suoi livelli, perché la prende, la pulisce, scherma, avanza, ti fa quello strappo che ti fa guadagnare metri e ti supera un paio di avversari. Lobotka lo vedo proprio di un altro livello, e meno male oggi perché con Anghissà ancora così e così veramente si rischiava inferiorità a centrocampo. Il bacio di Spalletti e Zelinski, ma ci saranno tante cose. Bottiglia vicino, vedi, non l'ho visto ma l'ho sentito. Hanno cantato, ma che schifezza, ma che bello. Buonasera Angela, scusa il ritardo, ma figurati, assolutamente, sono i ritardi giustificati, Angioletta, così si va a vedere la reaction e poi si viene qua, è qui che si gode. Vieni. Oggi è chissà un filo meglio delle ultime uscite, ma ancora non ci siamo. Tu dici meglio, io non lo so. Buonissima partita di Elmas, secondo me, con la parte
sbaglio, è finito quasi secondo punto. Sì, hai visto bene, perché evidentemente sentiva di avere più freschezza nelle gambe negli altri per fare il primo pressing e per non lasciare l'iniziativa da dietro all'Atalanta. Mi è sembrato proprio, detto ne ho ancora, e ha corso tutta la partita e quindi ha dato una mano a Simeone nel primo pressing, molto molto bene. Marcio in tutte le tifoserie, ma toccano sempre il fuoco veramente. Pensate quando sta dentro, ma serio. Gennaro, nella reaction hai detto una cosa interessante, 1-1 Osi non ha neanche risultato perché voleva di più, mentalità giusta, bravo Gennaro, è così, si vedeva che lui non è che vai a Bergamo e ti vuoi pigliare il pareggio, assolutamente, vai e poi ne fai un altro, che bello. All'almanacco di Ritorno al Futuro. Grandissimo. 100 like, Polli, vai così. Però siamo 150, siamo in ritardo. Forza, forzissima. Bravi voi, male loro. Biancazzurro è il colore del mio cuore. Sono nato per sostenere te contro leggi di fide e repressioni. Il mio posto è qui accanto a te. Ale. Di Lorenzo è un cyborg. No, Di Lorenzo anche lui è umano, ragazzi. Speriamo di non dover mai raccontare di qualche cosa di male, perché il ragazzo il ragazzo merita un giorno di riposo, proprio una giornata di riposo anche lui. È difficile, Spalletti l'ha detta, certi giocatori non hanno il ricambio in panchina all'altezza, e dobbiamo essere onesti. Che Napoli, grazie ragazzi, grazie Elmas, grazie a tutta la squadra, grazie a De Laurentiis, ma come sto bello, quasi in lacrime, grande Giuseppe. Lobotka sugli scudi, il centrocampo ha qualche deficienza al momento, Ndombele molto confusionario, sì, Pietro, sono d'accordo con te, la palla deve stare attaccata, lui a volte la insegue e poi ti fa pure delle cose straordinarie. C'è stato quel momento in cui 5 di loro non riuscivano a toglierla e poi invece altre volte sembra che caracolla e cade, ancora un po' a piedi nudi, sì. Anello, sono d'accordo, è proprio qui, Polli, vieni pure tu. Nessuno parla delle 2 super parate di Meret, ma parliamone assolutamente, è importantissimo. E poi anche un pizzico, il famoso pizzico di buona sorte, perché poi la palla finisce sulla traversa e lì se ne cadeva tutto il calendario con le cose. Stasera si va a gufare il Milan e perché no? Parliamo di calcio, allora, piano. Sì, DJ già l'ho fatto, lo so che arrivate alla spicciolata e me lo direte tutti quanti ed è giusto, ma già l'ho fatto e sono contentissimo di potervi dire a questo punto, adesso ve lo posso dire, meno male che è venuta là e non è venuta qua. Non che quella sconfitta sia stata propedeutica per questa vittoria, però meno male. Perché comunque perché Spalletti l'ha detto, io li ho visti che stavano incazzati, li ho visti con l'amaro in bocca, li ho visti che non erano appagati dal primo posto e io tenevo questa paura qua che in città si cominciava a giustificare tutto il giustificabile e che quindi vabbè non fa niente, poi ti portava appresso questa mentalità, vabbè, ma a Bergamo ci può stare, avete fatto questo poco fino a mo', no, questo dovevo vedere. Siamo andati in difficoltà, l'Atalanta sembrava più che diranno sicuramente che meritavano di più, eccetera. Benissimo, non ce ne frega proprio, noi andiamo là, facciamo battaglia, ribaltiamo un risultato che si era messo male e portiamo a casa la vittoria. Questo dovevo vedere, questo ho visto, sono soddisfatto. Saluti dal Brasile, sono soddisfatto. 124, saliamo, non sono soddisfatto. Parliamone, Valentino. Parliamone. Stesso episodio di Milinkovic che ha dovuto saltare il derby per arbitraggio. Scarso. Schifo, scarso, schifezza. Che schifezza. A me l'umanità mi fa schifo, ma proprio schifo. Tutte e due. Voi che ne fate parte dell'umanità mi fate schifo, tutte e due. Spero di no, Sal Michael, spero che anche non si stia conservando, spero proprio di no. Per 30 minuti in infarto perenne a camminare, ti capisco. Man of the match, senza dubbio, gol e assist e vai. Diego e San Gennaro non si toccano, fanno schifo quei cori da bestie.
Dai. Ivan, io sono un bassista come te, faccio una slappata a volo per festeggiare. Non sento, cioè io metto e non so nemmeno se si sente. Si sente? Non sento niente. Allora, buonasera. Partite serie di valore a dimostrazione del gruppo e della forza ufficiale. Non siamo più fragili mentalmente. Sì. Fatemi posare perché sennò vado in difficoltà, mi distraggo, però ci ricordiamo anche che questo è il mio mestiere. Facciamo la media per il voto di Elmas, 10 in difesa e 8 in attacco. Ho seguito come difensore. Ah, bravo Enzo, vedi, mi fa piacere perché questo significa andare oltre, questo significa appassionarsi al gioco del calcio al 100%, perché è troppo facile vedere le prestazioni di quando i giocatori hanno il pallone. Io dico lo stesso per Anghissà, perché poi non bisogna avere i paraocchi, eccetera, eccetera. È chiaro che Anghissà lo sto vedendo un po' compassato, un po' in difficoltà. Contemporaneamente dobbiamo pensare anche a quello che fa nel campo come posizionamento preventivo, come corsa, come schermatura, come aiuto agli altri, anche quando non tocca il pallone. Tu hai notato queste cose di Elmas ed è importantissimo perché significa andare oltre, significa vedere oltre il proprio naso. Mi piace tantissimo. Eccolo qua. Si vince anche senza Kvara. Come scarsa la Serie A, che bassezza, quindi lasciamo i like e iscrivetevi. Stasera lo Spezia non vince nemmeno se segna 4 gol. Aiuto. Ha messo le scaffette solo per il gol. Tra l'altro Kim... Ah già, comunque sì, bel passaggio però, sì. Senza dubbio, lì senza dubbio. Ma tra l'altro Kim è andato di punta. Ma sì, e poi bravo Principe, ma poi se lo tira, si tira pure, punta e poi si tira. È proprio un bravo ragazzo, è tutto il contrario. È tutto il contrario dei criminali che vogliono dire. Un pizzico di mazzo. L'ha avuto Lukman sul rigore, gli è andato contro la sorte e l'Unione sulla traversa. Ecco dove l'ha tirata però, dove l'ha tirata. Bartistella. Anghissà non ancora in pienissima condizione, ma non me la sento di dire che ha fatto una predicazione all in all. Vabbè, comunque voti si alzano perché abbiamo vinto a Bergamo ed era la seconda in classifica. I voti si alzano perché abbiamo vinto a Bergamo ed era la seconda in classifica. Falsa schifezza. Parliamo di Meret, sì. Queste le parate, vedi che poi si deve ritornare al discorso di quelle parate importanti che ti portano il risultato. Quando sei di cortomuso, le parate aumentano di valore. Bene, ancora ho visto un po' di come si dice, il fatto di rimanere molto dentro, molte palle che nell'area sua, nell'arietta piccola devono essere sue, deve gridare e se le deve andare a prendere. Contemporaneamente dobbiamo anche notare, a parte le parate che le notano tutte, un po' più di propensione, perché il Napoli ha tenuto la linea alta della difesa e quindi anche lui doveva accompagnare, e molto spesso per posizionamento ha potuto anticipare, perché loro facevano sta pallata lunga su Lukman che ha velocità, Osiolium, e lui ha potuto anticipare e recuperare il pallone. Sottolineiamo tutto. 5 tiri in porto, loro 4. Aggiungiamo che 1 è rigore e che Simeone ha mancato. È vero, quello di Simeone là mi sono incazzato da morire. Perché là devi chiudere, là ho avuto una paura tremenda, perché là devi chiudere la partita e te ne devi andare a casa. Però vincere a Bergamo ha un sapore proprio diverso. Vittorio, un bacio, ma proprio grande. Arbitro fischia al 94esimo solo per andare contro l'Atalanta. Episodi dubbi però da entrambe le parti. Cerco ancora il giallo su Kim dove sia. Sì, ho visto un po' di casino nel finale. Se è vero che su quel colpo di testa io subito ho detto bravo Juan Jesus,
L'arbitro ha visto un tocco di Zapata, non ci sta, quindi ancora un errore dell'arbitro perché sono scarsi uno dietro all'altro, scarsissimi. Dopodiché, se tu aggredisci come aggredisci, e stiamo parlando di aggressioni di tutta la squadra, di tutta la panchina, così, può anche capitare che l'arbitro dice ho voglia che finisca. Non aggredite perché poi loro sono scarsi, però i giocatori ci mettono del loro con le simulazioni, con le cose. Non va bene, non rovinateci il gioco del calcio, non rovinatecelo. Forza con i like. Comunque una precisazione, questo qui è l'arbitro della mossa di wrestling contro Llorente in quel Napoli-Atalanta 2-4. Vedi che poi Marietto c'ha memoria? 150 like, saliamo a 200. Può mancare a chiunque, non deve è vero, può mancare a chiunque, ma lo vodka proprio no. Ma col telo da sconfitta si vedono ancora i DVB? Assolutamente sì, amico mio. Perché i potenti mezzi non fa niente. Noi abbiamo tolto quello perché dobbiamo recuperare, ma i potenti mezzi si vedono ancora. Beh. Quindi nel caso in cui dovessero servire siamo pronti. Sì, Gigi, ne stiamo parlando, ma siete attenti o sono io tantissimo in ritardo? Non c'è tempo di riposare, Edoardo. Male schiena, incredibile. Intervista strepitosa del mister, devi assolutamente recuperarla e lo sai che lo farò, ti anticipo solo, siamo un gruppo maturo e ha di nuovo dato la lezione di tattica, ha fatto i complimenti a Elmas e Meret. Andiamo. Sì, questo è il discorso, sì. Riposare 7 giorni e preparare la gara solo sul Napoli è un grande vantaggio, vero? La vittoria del Napoli vale tanto. Quando Meretta ha fatto la seconda parata, un sullo stomaco, un magone, un magnan sullo stomaco. Un macigno, ecco. Sì. Bene, un abbraccio Anna Maria, un abbraccio Luigi. Non hai proprio idea di come stanno accusando i milanisti. Veniteci a parlare, venite dove volete voi. Sì, che il Napoli è aiutato dal Palazzo, come no? Come si fa a restare coi piedi per terra? Ho paura di volare. Castrese è una cosa normale perché non siamo abituati, però sti ragazzi proprio perché sono giovanotti e magari ci danno una gioia, noi godiamoci il percorso, volicchiamo, saltiamo leggiadri, volicchiamo e voliamo, però senza volare, piano, soft, sulle nuvole soft. Allora, Giorgio Mele, che bello vedere Gasperini che ha Lookman disperato, sì, grande Giorgio, sempre grande Giorgio, e sempre grazie, e sempre brillante. Aggiungiamo cose brillanti alla brillantezza, alla sofferenza stampa, a stare carichi a spallettoni e tutte cose che sentite solamente qua, con la community che è più bella del mondo. Allora, se posso dire, nel secondo tempo anche è sceso molto il rendimento, secondo me infortuni ancora condizionati. Sì, secondo me sì, è anche quello che non ha recuperato al 100%, non c'è dubbio. Capitano stanco, sì, bravo. Allora Alessandro, sì, hai visto anche tu insieme a me, oltre alle azioni di gioco, alcune cose si vedono proprio dalla faccia, si vedono quando recupera, per esempio nel caso di Di Lorenzo, che oltre a tutte le cose che deve fare perché tutte le cose che deve fare, deve anche fare i falli laterali perché è sua competenza, e si è visto in più occasioni, si piglia il pallone, aspetta un attimo, proprio capito quella cosa, un attimo, ed è pure giusto perché sulla frenesia davi un vantaggio a loro perché loro giocano così frenetici, e invece dovevi un attimo abbassare il ritmo. Il Napoli sotto ritmo non gioca benissimo. La faccia più bella di Lorenzo l'ha fatto quando è andata ad abbracciare Elmas, ha fatto proprio la faccia. Proprio tu, amico mio, che te lo meritavi proprio. Che bellezza. Che bellezza. No, sì. Best case scenario, potremmo essere a più 8 su tutte a fine giornata, che bellezza. Però andiamo piano, ma questo è già il best case scenario che dipende da noi.
è già stato il best case scenario che dipende da noi, la cosa migliore che ci potesse capitare, cioè battere la seconda che si poteva tremendamente avvicinare, e invece no, Scioscio, stai lontanissimo, stai il più lontanissimo possibile. Sarracino, ho visto solo il secondo tempo, spero che il primo sia stato meglio, perché l'Atalanta oltre che alle presse non ha fatto molto, ma noi abbiamo sbagliato le scelte. Sì, il primo tempo è stato di grande ritmo e secondo me ti diverti a vederlo anche senza il patè d'animo del risultato. Secondo me vale la pena se riesci a recuperartelo, perché è stato di grande ritmo. I telecronisti Paramount Plus si sono divertiti molto. Tutte quelle storie per 30 secondi. Bella partita di Lorenzo, ma mi chiedo se non fosse il caso di comprare a gennaio qualcuno per ridargli il cambio, visto che Zanoli non sembra rientrare nei piani del tecnico. Giuseppe, io sono d'accordo con te, ogni volta che mi fanno questa domanda io dico Singo, perché non ne conosco altri. Sicuramente Giuntoli conoscerà 570 terzini anche più forti di Singo, e anche che prendono meno soldi, non lo so, non lo sappiamo. Però tutto ciò significa essere d'accordo con Di Lorenzo e dirgli ogni tanto ti vuoi sedere o le vuoi fare tutte finché ti infortuni. Essere d'accordo con Spalletti, ti fidi di questo qua. Spalletti ha dimostrato che bene o male, se ce l'hai un'alternativa, vedi Politano, Lozano, vedi Olivera, Mario Rui, li alterna volentieri e può scegliere a seconda delle partite se si fida di entrambi. Non è il caso di Lorenzo Zanoli, non è il caso di Lobotka Demme, perché è evidente, e da un certo punto di vista sono anche d'accordo, perché manda in campo la squadra migliore. Dall'altro io spero di non vederli mai in affanno, al punto che l'affanno ti costa un gol e ti costa la partita, e lì è la figura dell'allenatore che deve capire, deve anticipare. Alle volte serve anche un po' di mazzo, perché Elmas non avrebbe mai giocato, avrebbe giocato sempre Kvara, gli viene il mal di testa, il mal di schiena a Kvara, Elmas gioca, segna ed è decisivo. Serve anche il mazzo, e quindi speriamo che quest'anno il mazzo non ci abbandoni. Kim Forte, Meret alla Navas, Valerio deve cancellare la live di martedì, si scherza? No, quando mai? Guarda che tutto è propedeutico, aiuto. È tutto propedeutico, e io ho detto quello che ho detto e lo ripeto assolutamente. Il gruppo dimostra di esserci. Osi non fa niente contro le big, schifo totale. Esatto. Un grazie al presidente De Laurentiis, ma nessuno lo dice. Ma quando mai fa? Ve lo dicono in tanti il grazie al presidente De Laurentiis. Io, presidente De Laurentiis, in questo momento sta a Los Angeles a fare le cose sue. Bene, De Laurentiis non fa le cose per noi, ragazzi. De Laurentiis le fa per lui. Lui sapeva di dover fare quello che doveva fare per svecchiare l'ambiente, per svecchiare l'età, per abbassare l'ingaggio. Lo ha fatto, ha trovato dei giocatori di grande livello. Giuntoli è stato straordinario, lui gli ha dato il portafoglio così. De Laurentiis non ha speso niente di quello che non aveva, quindi De Laurentiis fa i suoi interessi e li fa bene. Se il Napoli va bene, negli interessi di De Laurentiis, quindi questo grazie che poi dobbiamo ringraziare. Io nel frattempo mi coccolo, preferisco coccolarmi quelli che sono in bilico, perché De Laurentiis non va da nessuna parte. Mi coccolo Spalletti, mi coccolo i giocatori che già sono puntati da altre squadre che poi se ne vogliono andare, non esiste proprio. Coccoliamoci quelli che ci dobbiamo coccolare. De Laurentiis sta bene, già è rientrato con tutte le spese solamente con la Champions, quindi non ha fatto nessuna cosa. Si è dissanguato, grazie De Laurentiis. No, ha fatto quello che gli serviva per rientrare con le spese e per abbassare le cose, quindi non è che non c'è da attaccarlo, c'è da dire che ha fatto bene quello che doveva fare, e continuiamo così e speriamo che a gennaio ci ragioni bene. Osimhen Drago Nero, penso che mi piacerebbe molto Mazzocchi come sostituto di Lorenzo, non male. Fra l'altro mi è sembrato che Elmas abbia provato spesso a fare quei tagli a cui ci sta abituando Kvara. Lookman, bel talentino, forte Lookman. Forte Lookman. 200 like, molto bene. Bravissima Polly, bravissimi tutti. Gli dirò grazie e scusa a braccia aperte a fine stagione. Eppure ci sta come discorso. Arsène, lasciamo stare, dovevano stare in 10 dei Milan. Sì.
Ah, io me lo so scritto, ho scritto, Demiral giallo dov'è? L'ho scritto perché lo scherziamo proprio. Poi si verranno a lamentare? Ah, beh, lo so già. Non sono d'accordo. Cosa ne poteva sapere ADL di una prestazione del genere anche in Champions? Vabbè, ma cosa ne poteva sapere? Che significa? Lui fa quello che deve fare per l'azienda Napoli, per rimanere a posto con i conti e per fare le cose così. Che poi il Napoli faccia bene in Champions, ritornano prima i soldi che ha speso, non c'è dubbio, ma comunque tra cessioni, Fabian, Koulibaly, quelli che si è tolto da mezzo come ingaggio, comunque già eravamo praticamente in pareggio. Il like si mette a prescindere, grazie al Trove Channel, ci raggiungerà Guido senza dubbio. Torno dal mangiare e 200 like, bravi, scarso, vittoria di Tostamma e meno appariscenti. Hai goduto come me? Assolutamente sì, Giulia. Un bacio gigante. Ho già detto, non fatemi ripetere le stesse cose perché ho poco fiato, ho mal di schiena. C'ho mal di schiena. Che mal di schiena. Nel frattempo voi perché si parte alle 4 perché è cambiato il fuso orario, ragazzi, tra un po'. Sì, è cominciata, quindi voi mi tenete aggiornato, perché non pensiamo che lo Spezia possa mai squagliarsi, però bene. Un abbraccio a Mario Gessa e a Vittorio Penza. Il problema non è Zanoli, il capitano non si siede. Sono anche d'accordo con te, Vittorio, anche perché quelle poche volte che abbiamo visto Zanoli in campo non c'è neanche dispiaciuto, quindi è facile anche che anche con un giocatore un pochino più esperto di Zanoli, comunque Di Lorenzo le giocherebbe tutte. Non lo possiamo sapere, non abbiamo la controprova, perché pure l'anno scorso e chi tenevamo a Malquit comunque era da solo. Sì, lo sa. Esattamente, sto un po' acciaccato, però va bene così. Allora, dove sta Francesco Rogazzo? Ci vediamo tra un mesetto alla grande, non vedo l'ora, amico mio, dai. Seconda notizia della serata: Diletta si innamora di Ostigard che corre nudo per il campo a fine partita. Love is in the air. Gesù, diciamo che oggi qualche vantaggio l'arbitro ce l'ha dato, ogni tanto ci fa piacere, ma per correttezza bisogna dirlo. Gabriel, se vogliamo parlare di quel calcio d'angolo, va bene, parliamone e non c'è dubbio, ma nel frattempo dobbiamo parlare anche di cartellini non dati all'Atalanta e dobbiamo parlare di quel cartellino dato a Kim che è completamente inventato, e lì è un errore di concetto, non è un errore che tu vedi male, hai visto male il colpo di testa, dai la rimessa al contrario così. L'errore là è di concetto perché è molto vicino e vedi benissimo la dinamica e stai dando un fallo che non è fallo, e lì vado in difficoltà a dire che il Napoli ci ha dato un vantaggio. Attenzione, il nostro Javier Zanetti senza se e senza ma, calma, però diciamo che oggi già ripetuto questa cosa qua. Ciao Valerio, un saluto alla chat bellina da Gaetano. Secondo te Raspadori poteva fare meglio al posto di Elmas sulla fascia? Non mi interessa assolutamente, Vinci. Mi è piaciuto quello che ha fatto Elmas. Con Raspadori fai un tipo di gioco diverso, probabilmente, che punta un po' più avanti. Ma Raspadori è un altro che insegue i giocatori, però c'ha meno fisicità, c'ha meno impatto fisico, e quindi bene la scelta di Spalletti, è stata anche ripagata con un gol. Che bellezza! L'omagia è stata la parola più cercata in Campania nelle ultime 48 ore. Che poi, ragazzi, e che cacchio, voglio dire, non siamo medici, ma sa crea l'omagia, se non è la prima volta. Però va bene, la conoscenza è sempre buona quando uno cerca per conoscere. Ho notato su molte live stanno cercando un nesso tra il furto in casa, la macchina di Kim, tutto assieme. No, Sal, non voglio mettere insieme tutto nel calderone, anche perché poi ci sono tantissimi altri episodi capitati a giocatori di altre squadre, quindi o parliamo di uno spike in generale di criminalità, in generale, perché leggevo tra gli amici abbonati, mi hanno rubato un motorino, hanno rubato la macchina con un compagno mio, in generale. Se poi si viene a sapere
che il tal giocatore abita in una certa zona e ne approfittano perché sai dei giocatori, sai bene o male i loro impegni ed è più facile poi agire. Non lo so se ne approfittano, ma è brutta storia. Ma a me va bene mettere tutto insieme, va bene che non si dica però che la lombalgia è finta, perché lì vado in difficoltà. Chi viene a Napoli terzino destro con la consapevolezza che è quel mostro che poi non ne salta una, è giusto. A parte un po' di stanchezza, sembra che questa squadra stia imparando anche a fare le partite più accorte quando serve. Non possiamo giocare sempre a 1000, senza dubbio. Quello che sta cambiando, ragazzi, ed è importante, ed è la cosa forse più importante che abbiamo sempre analizzato, la percentuale realizzativa sta aumentando, perché il Napoli sta segnando con una certa continuità, anche senza dover fare 15 tiri a partita. Ne facciamo comunque parecchi, ne sbagliamo comunque qualcuno, ma nelle ultime partite sto vedendo più concretezza, cioè che il Napoli ha mezza occasione e quella mezza occasione la butta in porta, poi dopo ci si riorganizza, poi dopo si fa, però quella mezza occasione, vedi, continua il Napoli a sbagliare anche delle cose evitabili, vedi quell'occasione di Simeone dove lì mi è venuto un attimo quel panico, però le altre due occasioni che ha avuto vai, e quindi ne approfitto per mostrarvi gli XG dove l'Atalanta dirà meritavamo noi, sì, questa volta si può anche dire, perché l'Atalanta arriva a 2,79. ora aggiungiamo devo togliere questo se no non vedete, aggiungiamo che questo 2,79 con 0,76 che sarebbe il rigore già si arriva così, quindi loro probabilmente meritavano almeno un secondo gol per quanto visto, ed è facile ricordarlo perché tra la traversa di quello, l'altra occasione di Melé, che poi sono due occasioni in un'azione sola, però ci sono state alcune cose pericolose così. Il Napoli che crea 1,76 e fa 2 gol è tanta roba, perché vuol dire che è più concreto, e per la prima volta possiamo parlare di queste cose qua. Vale, Muriel ha messo una storia poi cancellata: se devi arbitrare 18 non mettere la cena. Muriel è fragile mentalmente. Se vinci 2 scontri diretti vuol dire solo una cosa: sei forte, ai punti la partita era decisamente da pareggio, ma se hai la forza e la grinta di portartela a casa vuol dire che sei forte mentalmente. Se posso dire, questa è la storia del furto, è stata utilizzata per destabilizzare la squadra. Per me discorso ridicolo, sia infortunio che infortunio è finto. Esatto, 2 tiri 2 gol. Il Napoli ha vinto col gol di Osimhen. Elmas Meret, fai bene Francesco, anche Meret deve avere assolutamente la sua fetta di notorietà, insomma di merito per questa partita. Quanto gasa il Ciolito, con quanta cattiveria, pressa e va a contrasto. Mo vabbè che poteva fare gol, ma a me gasa tantissimo, ci mette il sangue come Leo Ostigard, e questi calciatori io li amo. Assolutamente sì. ADL non solo ha raggiunto i suoi obiettivi di bilancio, cosa sacrosanta, ma ha costruito il Napoli più grande degli ultimi decenni. Ma cosa volete di più? Ma sicuramente questo Napoli, oltretutto, la cosa bella di questo Napoli è che questo Napoli ha di nuovo margini, perché il Napoli degli ultimi anni, che poteva tranquillamente, l'abbiamo visto, poteva giocarsela anche con squadre più attrezzate, non aveva più margini di miglioramento, perché avevamo visto giocatori che erano al massimo, vedi Ospina, vedi Ulam che era arrivato alla fine, Insigne, Mertens, questi giocatori qua più di tanto non potevano dare. Lo stesso Koulibaly, forse Fabian Ruiz poteva fare ancora uno scatto in avanti, ma quello scatto in avanti lo fai se sei veramente convinto di farlo e di rimanere e di farlo per il Napoli. Fabian Ruiz aveva probabilmente già la testa altrove, quindi va bene anche quello, va bene anche essersi liberati di quello,
quelli che sono arrivati, che sono affamati, perché questa poi è la chiave di tutto, sono affamati, vogliono crescere, vogliono imporsi nel panorama italiano e anche internazionale, perché lo possono fare. Vedi come è importante stare in Europa, usciamo presto dall'Europa così ci concentriamo sul campionato. No, tutto il contrario, rimaniamo in Europa così possono giocare tutti e si possono far vedere e possono togliersi lo sfizio di entrare nella storia. Furto in casa con pistola puntata alla moglie di Teo Hernandez, che non ne ha parlato nessuno, solo chi Luscema e Golini si potete settimane da dimenticare. Al Ciolito è mancato il gol, ma ha fatto 20 minuti di grande sostanza. Martedì bisogna che qualcuno riposi. Meret, Zanoli, Ostigard, Jesus, Rui, Anghissà, Lopon, Dombelé, Politano, Raspadori, KK. Allora KK non lo so se recupera già, perché un po' il colpo della schiena dipende da come ti ha preso questo che colpo della strega, lombalgia, mal di schiena, io non riesco a respirare, però va bene, sono atleti, recuperano più in fretta. Credo che, Edoardo, questi siano troppi cambi, credo che siano troppi cambi, perché togli Kim insieme, metti Ostigard, Juan Jesus, ok, però levi pure Di Lorenzo, lasci in campo Anghissà, che ancora non mi sembra così, vedo mancanza di qualità in questa. Vabbè, poi c'è chiaro che c'è Raspadori, però mi sembra un po' troppo. Vediamo come la pensa poi Spalletti. Lazio e Napoli puniscono Gasperino. Scusate se godo, sei autorizzatissimo a godere insieme a noi latte più. Ottima reazione post rive, ottima tenuta contro avversari tosti. Sono contento, sono contentissimo. Non sono contento, sono contentissimo. Cosa parla che hai la panza come quella di R9, solo che R9 ha 40 anni. Giampaolo, Muriel Van Fravuso con Zapata. Il Ciolino dovevo chiudere la partita, lì mi ha fatto parecchio incazzare. Giallo a chi mi ha inventato, la devono finire di punire l'errore del giocatore se sbaglio, ma rimedio correttamente ritraendo capito Carlo? Ritraendo in tempo, non puoi ammonire. Testa ai sorteggi, Ostigard al Valhalla, ma la testa ai sorteggi no, tanto non ci possiamo concentrare. Cioè, è chiaro che la prossima cosa che deve accadere, ma non dipende da noi, quindi la testa già è all'Empoli. Ma quanto è stato bello il gol del pareggio di Osimhen che ha zittito tutti quei cori beceri? Chiediamo, quanto è stato bello? Siamo da Bosco e da Riviera, frase spallettiana. Buonasera Vincenzo Notari Giacomo. L'Empoli ha vinto contro il Sassuolo, non è facile, esatto, questo voglio sentire, Sal. Io questo devo sentire, perché non voglio sentire mai che il Napoli forse ha un po' sottovalutato l'impegno, non lo voglio sentire mai. Non lo voglio dire mai. Ha scritto Bergamo in Lombardia. No, vabbè, ma perché poi Giorgio è uno di quelli che non sbaglia un colpo. Dove si trova Bergamo? In Lombardia. Non me ne posso neanche chissà, mi piace l'idea. Mi piace l'idea. Allora, io sarei sempre più per mettere in ghiaccio il risultato e poi riposarsi tenendo la palla e con i cambi. Sono tendenzialmente d'accordo, sì, Valentina. Sono comunque due partite insidiose, con l'Udinese che non vince le 5 partite. L'Udinese è un po' squagliata, però la qualità ce l'hanno, quindi attenzione. E con l'Empoli. Napoli-Verona, Napoli-Empoli. Capito? Cioè, quelle cose che tu dici, c'è ancora uno sfizio che ci dobbiamo togliere. L'Empoli non mi piace, l'Empoli. Oggi ho visto Empoli Sassuolo, ho visto una squadra tosta con comunque dei buoni giocatori, lo dico adesso e mai più, vedendo anche le ultime 3 partite perse contro di loro. Martedì è molto tosta. Bravo Francesco. Lozano mi è sembrato lezioso, sembra sempre fuori dalla partita, che ne pensi? Ma nel primo tempo io l'ho visto anche molti falli ha subito, ho detto qua mi sembra il Lozano quello là che in bei tempi ti faceva ammonire tutta la squadra avversaria. Poi si è un po' perso per strada, mi sembrava vivace, però si è un po' perso.
si è un po' perso. Tutti bravi sinceramente, senza Kvara ed Elmas dal primo la vedevo male, invece il mister ha sempre ragione e bisogna dare ragione a chi ha avuto ragione. Con l'Udinese sarà allo stadio, comunque c'è qualcuno che va, chiede Marietto, e organizzatevi, parlatevi tra di voi e vedete un pochino. Ciao Valerio, so che non è mai facile, l'Atalanta è un avversario forte, però non mi aspettavo un'Atalanta che per larghi tratti ci ha messo troppo in difficoltà, bravi nel coprire in ripartenza. Sì Fabio, sì. Questa è pure un'Atalanta che ti concede di meno degli anni scorsi, sottosti ragazzi, sottosti, a casa loro sottosti, ed è l'Atalanta, ragazzi, questa è un'Atalanta dei record. Mi pare giusto ricordarlo, che non avevano mai fatto tutti questi punti, quanti ne erano? 27? Nel loro inizio stagione. Di solito è una squadra che carbura, ecco, 27 punti, non aveva mai fatto 27 punti in 12 partite, quindi è un'Atalanta che comunque con quegli accorgimenti, un po' più accorta in difesa, un po' più cinica in attacco, senza fare così, era comunque nel migliore momento della sua storia e non lo puoi discontare. You can discount that. Nasce l'italiano. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Sofferenza stampa, Peppe. Ci vediamo perché questa volta non avrò lo stress che devo tornare in velocità. Benissimo. Vincenzone di guida! Bravo! Ma tu ci sei nel gruppo o sei riuscito e ti riaggiungo immediatamente? Vincenzone mio, un abbraccio e un bacio gigante come te. Ecco qua. E no ragazzi, ma non è che uno poi può fare. Noi dobbiamo fare il nostro, fatemi vedere. Dobbiamo fare il nostro, Teo Hernandez. Vabbè, abbiamo visto tutti, vero, la garra di Osi dopo il gol? Sì, ha scippato anche il pallone da mano al portiere, poi i due mascherati per correre verso il centrocampo, mentalità vincente. Brava Valeria. Sì. Sofferta ma bella vittoria, comunque vedendo anche l'anno scorso a Bengham abbiamo sempre percentuale realizzativa molto alta. Jack frusciante. Questo potrebbe anche essere una cosa che, se vai ad analizzare, può essere perché loro, lasciando molto spesso l'uno contro uno, le occasioni che hai magari sono più clamorose, se riesci ad arrivarci. Una riflessione che potrebbe spiegarci il perché di questa particolare statistica. Vogliamo dire che oggi anche la solidarietà napoletana ha vinto contro il razzismo bergamasco? E direi che si può dire, Francesco, non si fa dovere di cronaca, lo so. Si gode doppio con i bergamaschi visto che con noi giocano alla morte, è proprio vero? Ma quanto è stato grande Osi che, avendo causato il rigore che secondo me non c'era, ha fatto gol e assist. Se ne può parlare, lui lì distinto viene colpito dal pallone, ma lui la sta togliendo la mano. Viene colpito, la sta togliendo, non riesce a toglierla in tempo. Io capisco il darlo quel rigore, contemporaneamente però devo anche ricordare che col Sassuolo a noi non ce l'hanno dato. Goal check. Ma no, stanno ancora guardando. No, è perché vedo e leggo. Sì, lo so, questo è un problema che abbiamo in tanti, avere i giocatori delle altre squadre. Io li metto tutti in campo, i giocatori delle altre squadre, e nessuno quello del Napoli. Perché? Perché nella mia mente bacata, se i giocatori, per esempio, c'ho Quadrado, no? Diciamo, se Quadrado fa una partitaccia, io perdo a fantacalcio, ma sono contento perché la Juventus non ci sopravanza, per dire, e quindi mi sono imbottito quest'anno di giocatori dell'Inter e del Milan perché sono quelli che mi davano più fastidio. Aspettiamo, e non lo so, io qua aspetto sempre perché poi sono molto indietro, sono molto indietro con i messaggi. Guido ci raggiunge a breve, Andrea ci raggiunge a breve, io ho mandato il link e siamo tutti a posto. 10 minuti per controllare il fuorigioco. Stanno facendo i fuorigiochi quelli là
che poi ce lo devono far vedere con gli schemetti, il fuorigioco virtuale. Il gol di testa di Osi è venuto su una dormita biblica di 2 che lo marcavano, che bello. Possibile Jordi Alba a gennaio con il Napoli. Vincenzo, non dire stupidaggini. Assolutamente no, non ci credo neanche se lo vedo. Poi oddio, io non credevo a tante cose che sono successe, per esempio Raspadori Simeone insieme non ci credevo, eppure è successo. Ma in quel caso, essendo giocatori giovani, De Laurentiis sa, con Jordi Alba non credo proprio. Ma quanto vi divertite? Ora esce il fuorigioco di 0.00 e dicono pure che è il Napoli che ha pagato. La Juve non ci sopravanza neanche se Quadrato prende qua. Hai ragione, ma io per questo c'ho Dumfries, c'ho Di Marco, c'ho Darmian, c'ho tutti questi giocatori qua. Sì, Angioletto, però stanno ancora controllando. Ha fatto tutto Osimhen, un grande. Meretta ha fatto 2 o 3 parate importantissime. Martedì vado allo stadio. Prima della partita molti presunti opinionisti hanno detto che il Napoli giocava in 10 per la presenza di... Anello, qua ci divertiamo noi. Confermato, è valido. Ma ma quanto hanno controllato? Tantissimo. L'hanno dato ragazzi, vabbè, 4 minuti per decidere che il gol è regolare. Va bene, non ha importanza. Ciao Vincenzo P. Non ha importanza, ragazzi, non ha importanza, a noi non ci interessa, sono indietro e va bene così. Poveri bergamotti, questa volta li abbiamo bruciati con la lava del Vesuvio. Good vibes. Casperini che Napoli. Secondo te si poteva fare qualcosa per coprire meglio le fasce oppure è stata una scelta nostra coprire meglio per essere più efficaci avanti? Lobo come al solito a tratti straripante. Sul Lobo sono d'accordissimo, coprire meglio le fasce, guarda che si è fatto, Fabio, si è fatto, anche perché ho rivisto, volendo essere proprio super pignoli, perché il Napoli crea di meno, perché ho visto di nuovo un Osi un po' isolato, ho visto di nuovo la non capacità del Napoli di poi andare a chiudere con i contropiedi riempendo molto l'aria. È questo che sta mancando nelle ultime 2 partite contro il Liverpool e contro l'Atalanta. Ci sta anche a essere un po' più prudenti, perché non vuoi prendere il buco delle ripartenze con l'Atalanta, significa invitarli a nozze. Però questo è, cioè con Elmas e Lozano, che Lozano comunque ha dato una grossa mano, lo stesso Politano, poi dopo è difficile, che stavano così dietro, è difficile accompagnare. Secondo me si è fatto quello che si poteva fare. Poi ogni tanto Lukman ti scappa, ogni tanto prendi in velocità, Ateboro ti prende, però secondo me si è fatto bene. A Giampiero, un mio amico, gli lacrimano gli occhi, cosa gli posso dire? Gli ho dato 2 limoni, ma niente. Nel dubbio Milano cambia canale. Comunque una volta ho fatto 94,01, stiamo calzate. Tu stai parlando del recupero? E si scoprì che era irregolare, ma non credo, perché poi non credo. Sì, ma infatti non credo proprio. Secondo me Gasperini è stato Gasperini. Gasp, non meritavamo la sconfitta e non avevamo dubbi, Mauro. Tecnicamente siamo stati superiori, le azioni più pericolose le abbiamo avute noi. E ti posso dire, Mauro, che per una volta posso anche dargli ragione. Cioè, se l'ho sentita dire da chiunque, anche quando in realtà gli XG parlavano di cose diverse, a Gasperini in questo contesto, in questa partita nello specifico, dove qualche cosuccia in più l'hanno fatta, va bene. Se poi vai a vedere i gol, i tiri in porta, se poi vai a vedere il possesso palle, se poi vai a vedere anche i passaggi, Gasperini può controllare meglio di me. Siamo lì, anzi ci dovrebbe essere un leggero predominio del Napoli in queste 3 cose che vi ho citato. Ma va bene, nessuno deve meritare la sconfitta e il Napoli non deve meritare nessuna vittoria, tutti pareggi. Si è notata troppo la differenza Kvara-Elmas, di lì non si pressava mai? No, non si pressava mai, che significa? Si pressava anche da lì. È chiaro che Elmas non ha quello straripante dribbling in velocità
che ci fa vedere Kvara, perché ti mette il panico solamente. Abbiamo negli occhi l'ultima prestazione, senza dover nemmeno sviscerare tutte, quella contro il Liverpool, dove ancora dribbling su Alexander-Arnold, ancora tunnel. Kvara c'ha della magia nei piedi che pochi giocatori al mondo hanno a quell'età, veramente pochi giocatori. Però Elmas ha fatto il suo dovere. Lo dico io, lo dice Guido, lo dici sempre tu, Alessandro. È chiaro, è chiarissimo, perché poi Guido ha un altro ruolo nelle nostre vite che non è il tuo ruolo è preciso e devi continuare a farlo, e noi dobbiamo fare il nostro, che è diverso, ma va benissimo. Mario, la mia è un'impressione, o anche tu hai notato che Ghessà ha letteralmente camminato in campo? Sì. Purtroppo ti devo dare ragione, devo condividere questa tua impressione, perché ho notato la stessa cosa. Spero che non si stia mantenendo, spero sia solamente un modo, un'autogestione delle forze. Sa di non essere al meglio, non tanto la paura di farsi male, ma sa che può, anche giocando al 50%, può comunque dominare e garantirti la prestazione. Magari sta stringendo i denti, magari Spalletti gli chiede te la senti e lui dice sì con generosità, però non è l'Anghissà che conosciamo noi, senza alcun dubbio. Peccato non abbia segnato Simeone, avrebbe alzato la sua media già mostruosa, pochissimi minuti anche per lui. Buonasera Vale, ora sì, possiamo assolutamente dirlo, questo Napoli può arrivare quarto, la strada è quella giusta, ci siamo. Esatto, piano piano, e va bene così, DP. Non solo Anghissà, oggi ha giocato malissimo anche Lozano, ma malissimo, piano, malissimo, non lo so, maluccio, qualcuno, maluccio, però vi anticipo che darò voti alti, darò voti alti, perché a Bergamo sarò un po' risulta triste, ve lo anticipo, perché non era facile, vista la famosa lombalgia. Oggi Guido saluterà i fisioterapisti, aspettiamo sempre i saluti del buon Guido. Elmas, grande lavoro per mettersi in linea con la difesa ogni volta che Olivera usciva su Lookman, per il resto mi dà sempre la sensazione di giocatore scolastico, spero aumentino i minuti e la fiducia. Ndombele molto bene, giusto un pallone tenuto troppo, non lo so, guarda che questa è una di quelle partite che se non tenessi il che fare, che dopo devo andare a suonare, secondo me vale la pena rivederla, perché sto leggendo molti giudizi che non condivido necessariamente, ma non solo con voi, anche con una chiacchiera veloce con altri amici su WhatsApp, su Telegram. Non condividiamo tutte le cose, quindi è una partita di difficile lettura. Oggi abbiamo battuto una grande Atalanta giocando male per molti tratti. Osimhen si scorda di tornare indietro rimanendo isolato. Mi stai ricordando quella cosa? Mi stai ricordando la cosa? Sì, loro, i cambi di gioco. Quell'allucco di Spalletti, io spero che voi in Italia con la telecronaca italiana non è stato coperto quell'allucco, perché è poesia. Nella reaction ci sta, andatevela a vedere, che sente proprio sì! Proprio Spalletti, proprio che, con tutto il fiato a spallettoni che aveva in gola, proprio quel ritorno di Osi che deve dare una mano a centrocampo, mamma mia, che urlano in testa, Gattuso dà fastidio ai giocatori. Vogliamo parlare della media punti in campionato durante le coppe, tutte vinte. Ambe, mi batterò sempre contro la colbelleria del fuori dalle coppe, pensiamo al campionato. Pep di Palma trainer. Ambe, bravo. No, è perché questa è una delle cose, delle banalità che non sono mai corroborate poi dai fatti, perché ogni volta che il Napoli è uscito, Peppe ha fatto una statistica e ne abbiamo parlato ampiamente anche con Guido, ogni volta che il Napoli esce dalle coppe per concentrarsi sul campionato, che bello, siamo usciti dalle coppe, non facciamo meglio, non aumenta la media punti quando il Napoli ha meno impegni, quindi non facciamo meglio. Stare in Europa è meglio, e lo stiamo dimostrando quest'anno. Europa, partita dopo l'Europa, vittoria, partita dopo l'Europa, vittoria, prima l'Europa, vittoria. Ambe. E sono fatti, e là non sono più opinioni, sono fatti. Quanto sono contento di Gianpiero Gasperini? Tantissimo.
Abbiamo modo di vedere la capacità di Anghissà di ricevere palla a spalle della porta e smistarla di prima e di vitale importanza a velocizzare la manovra, vitale per il Napoli. Giù le mani da Zambo. No, ma che è giù le mani da Zambo? Ma chi si permette di mettere le mani su Zambo? Anche perché hai tu la peggio se metti le mani su Zambo. No, ma è chiaro, ragazzi. Solo che Zambo Anghissà è un giocatore di un livello talmente superiore al resto dei giocatori della Serie A che veramente secondo me si può permettere di giocare al 50-60% e comunque resta superiore agli altri. Se giocasse al 100% il Napoli avrebbe meno sofferenze. Adesso lo sto vedendo un pochino così e devo dire quello che vedo. Però è chiaro, non si mette in discussione. Sarebbe folle mettere in discussione chissà. Ora voglio uno streaming sito 1-0 con l'Empoli. Non vuoi stare tranquillo? Cioè mi vuoi fare stare male, Alessandro? Non ne vuoi 3-0 e ci rilassiamo un attimo? Elmas continua a darmi l'impressione di essere uno dei migliori in rosa a riempire l'area e oggi lo ha dimostrato, ma non solo. Partita perfetta, soprattutto in copertura. Secondo me Ndombele sta mostrando scintille del suo talento che sta recuperando. Qualche giocata top secondo me lo ha fatta. Quindi abbiamo coperto e siamo stati un po' lunghi. Secondo me sì. Dobby è entrato alla grande nella partita di martedì, vorrei vedere lui al posto di Zambone, Raspa per Elmas e Politano per Lozano. Sono cose logiche, sono cambi logici che ci possono sicuramente stare. Lo Spezia sta giocando chiuso, me lo dovete dire voi perché io sono con voi a leggere i vostri messaggi e voi me lo potete dire, messaggi che scorrono veloci. Se usassimo il 100% delle nostre capacità... Ma no, ora mi sto cagando sotto per Empoli e Udinese, calma, una alla volta avatarria, una alla volta, caghiamoci prima sotto, che poi non è che uno si deve cagare sotto, però deve affrontarla sempre con lo stesso piglio, col piglio giusto. Jacopo, ho sempre pensato, Elmas non mi piace come gioco. E poi continui, penso. Buonasera Salvato, sei di compagnia durante le mie giornate lavorative, non ho mai interagito, commento per dire che quest'anno i presupposti sono quelli giusti per lo e non aggiungere niente. Vabbè, per lo Salvato, ecco, va bene così e mi fa piacere di essere di compagnia, amico mio, benvenuto. Qua continua, nel frattempo che però recuperiamo questo messaggio di Jacopo Statti. Vittorio pensa 4 big match fuori casa, non cadiamo con le piccole, bravissimo, è così che la penso, è così che dobbiamo stare. Finisci la frutta, vai, non ci muoviamo Magos, la frutta è importante, frutta e verdura. Buonasera, scusa il ritardo, era a mettere i bimbi a letto. Benissimo Pasquale, come siamo a pompieraggio mood e non riesco a pompierare più di tanto oggi. Mi hanno dato la risposta sul campo che volevo. Non era una partita facile, si era messa anche male, il Napoli ha reagito e credetemi quando vi dico che per come si mettono le cose, per esempio ambiente negativo, certe partite hanno più valore per me. Sembra una frase fatta, ma no, non lo è. E certe partite non lo so se questi giocatori sono già a conoscenza, perché per esempio ci sono anche lo sapete benissimo come funziona col Verona, con l'Atalanta, con il Cagliari, ci sono certe tifoserie che sono pronte ad addestrare i propri giocatori, dice questa partita qua non si perde, sappiate, potete fare quello che volete prima e dopo, questa qua con Napoli si deve vincere, li teniamo qua, e succede spesso. Ora, non volendo noi andare contro e fare la stessa fine loro, però questa per come si era messo con i cori fuori allo stadio contro San Gennaro, il Vesuvio, le cose per tutta una serie di cose, bottiglie che volavano, siete fragili mentalmente. VVB. Ogni limite ha una pazienza, ma lo capite che è il totale che fa la somma. Esatto. 15 like. Dai, dateli a Polly. Sì. Nei big match quest'anno la cinicità sta facendo la differenza. Riusciamo a finire le partite con overperformance negli XG, passo decisivo. Esatto, la famosa percentuale realizzativa. Peccato però per l'occasione di Simeone, oggi chiudevi prima. Esattamente.
Elmas non mi è mai piaciuto, diceva Jacopo, non lo capisco, sono pronto a cambiare idea. Oggi ha fatto una partita grossa, di corsa, di voglia, praticità. A Elmas continua a preferire altri giocatori, grazie Elif. Vedi che bellezza poi. Vedi che bellezza. Il modo poi di analizzare del tifoso, che magari, capito, è ancora in dubbio, anche perché ogni tanto ci vengono a dire non si capisce, non è carne nel pesce. Secondo me è facile da individuare. È un giocatore che sta a suo agio tra le linee, è un giocatore che sta a suo agio vicino alla punta perché vede la porta, perché è un giocatore che ti garantisce con la sua generosità e col fatto che voglia mettersi in mostra rincorsa all'avversario, ti garantisce una certa quantità e non c'è dubbio, ma la sua caratteristica principale è stare tra le linee, giocare anche semplice, anche tocchi di prima quando è possibile, e poi se parte dall'esterno a centrarsi. Il suo ruolo ideale, l'ha detto lui, non lo devo dire io, è stare lì dietro la punta, il famoso numero 10 che sta dietro la punta e si trova lo spazio quel famoso spazio che ti devi trovare, come dice Spalletti. Nella Macedonia fa così ed è sempre decisivo con la sua nazionale, partite internazionali, eccetera, eccetera. In questo la zona sua sarebbe tra Zielinski e Kvara. È chiaro che con uno Kvara così Elmas non ha spazio, con Zielinski che trova bene gli equilibri tra centrocampo e sottopunta è difficile togliergli il posto. Elmas si ritaglierà lo spazio che si ritaglierà. E finora 2 partite da titolare, 2 gol. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? A me ha ricordato molto la partita con il Milan, occasioni più nitide per loro, e se fosse finita all'inverso non sarebbe stato scandaloso. Penso renda ancora di più la dimensione di questa vittoria. Eh sì, ci dicono che lo Spezia meriterebbe il pari, ma sappiamo, Pioli lo sa bene, che non sempre si vince se si merita. Piccola intervista in cui ha detto che la sua storia era semplicemente una battuta e lui è sempre contento se gioca o no. Bravo Eli. Anche io preferisco sempre Raspadori e Posterema, ma neanche ha potuto migliorarsi per il poco minutaggio. Sì, grande Spalletti che comunque non intende perdere nessuno per la strada perché alla lunga, esattamente. Ciao Valerio, Forza Napoli, quest'anno i fluidi girano, speriamo bene Vittorio, speriamo bene. A me piacerebbe Elmas una tre quarti al posto di Zielo e Raspo al posto di Kvara. Ovviamente il Jolly in questo caso lo farebbe Raspadori, che sembra a suo agio in tutte le zone d'attacco. Sì, Raspadori è un altro di quei giocatori che puoi mettere un po' dappertutto, anche perché mi sembra abbastanza ambidestro anche lui. Massimo, secondo te c'è qualche collegamento tra i 2 furti, Kvara e Kim? Pare che sia partita anche un'indagine. Domanda senza far polemica. È normale chiederselo, le cose a breve giro si accavallano. Io non ho una risposta, non lo so. Ma un Demme ad Empoli? Io ti rispondo di sì. Però hai capito, ti rispondo di sì dopo un Lobotka che è stato il migliore in campo. Non è facile perché tu dici ok, entra Demme, magari perdi quei microsecondi di spostamento del pallone, non riesci ad avere la meglio, hai fatto un errore a togliere Lobotka. Lo capi? Gioca Lobotka, affaticamento muscolare, lo perdi con l'Udinese. È lì, è tutto lì la difficoltà di fare l'allenatore e di capire, di prevedere il futuro, di avere delle intuizioni. Ecco, Spalletti, devi avere delle intuizioni, non possiamo deciderlo noi. Spalletti, devi avere tu l'intuizione con degli studi scientifici che ti aiutano a capire delle cose. Io addirittura oggi, proprio oggi, nel momento in cui ho visto un Anghissà così in affanno, ho detto ma io preferirei un Dem, nonostante perdi centimetri, ho capito, però un Dem più vivace, più fresco, più dinamico rispetto a un Anghissà compassato, mettetelo voi sulla bilancia. Il miglior Dem con un Anghissà a metà mezzo servizio, forse sono simili, non lo so. Io mi autopompiero fino a marzo perché ho visto di tutto in questi anni e non hai torto, anche Mike. Zola si è divarato un gol a Porto. Però Elmas che voglia di giocare, ci ha fatto vedere che la panchina è il primo amore suo, ma il campo è il suo primo amante. Commento memorabellino di Jacopo, memorabellino.
Perché cambiare? Mancano solo 2 partite e anche questo, vedi, ha un senso, lo capisco. Lo capisco. Come si spiega un cambio di mentalità così? Io sono contentissimo, vedo giocatori in panchina che sorridono, per esempio Simeone e Raspa, ma che bello. Alberto, è facile, no? Sono giocatori nuovi che sono arrivati adesso in questo ambiente e tutti sanno di poter contribuire, non ci sono delle gerarchie nello spogliatoio ben definite, non ci sono dei gruppi intoccabili. Magari quelli che sono, ecco, mo vi dico una cosa, segnatevi questa cosa qua, quelli che sono intoccabili non lo fanno pesare, perché c'è intoccabilità e intoccabilità, come c'è Calabria e Calabria. Facciamo questo esempio: Di Lorenzo è intoccabile, ora Zanoli non avrà probabilmente dalla sua l'esperienza, la personalità, dice però che cambia. Però magari Di Lorenzo non te lo fa pesare, non dice non parla proprio tu stai in panchina così. Lobotka sicuramente è intoccabile, ma non te lo farà pesare. Lobotka starà lì, fa il suo dovere, ma non è che c'ha quell'atteggiamento di superiorità, perché anche lui ci è passato. Allora, se quelli che sono intoccabili non hanno un atteggiamento di spocchia nei confronti degli altri, allora vedi che tu fai la panchina anche con più tranquillità e con più mentalità, perché poi arriva il momento tuo, magari ti mettono in un'altra zona oppure ti mettono per pochi minuti, ma in un contesto che funziona, con un Napoli vincente, che comunque il Napoli prima in classifica fa piacere a panchinari e a tributari, fa piacere a tutti, al punto che a gennaio qualcuno che magari può dire vado a giocare di più ci deve pensare 2 volte prima di lasciare una squadra che magari può togliersi uno sfizio. 2 volte ci deve pensare. Eccolo qua, boom. Allora, prima i TVB, dopodiché Polli, Mario, chi per lui lo cancellate pure dalla faccia della terra, lo bloccate, perché l'atteggiamento è razzista. Quindi vai, atteggiamento, ma magari sbaglio io, magari tu lo dici con gioia. Quindi prima i TVB, bravissimi, prima i TVB, prima gli fate leggere i TVB, lui si legge tutto questo affetto, perché noi abbracciamo quelli che sono diversi da noi e che stanno in difficoltà e che si sentono male. Vedi, TVB benissimo, e poi lo mandate con un calcio nel sedere via dalla chat, perché noi teniamo il che fare e non possiamo assolutamente perdere tempo, perché io mi devo mettere le cuffiette e devo sentire chi merita un saluto stasera. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera passanti, buonasera Valerio, padrone di casa. Se tu consenti, sì, vorrei salutare le tipografie. ok. Sì. Timo Danios et Dona Ferentes è una mai frase appartenente alla cultura classica del primo grande spin-off della cultura umanistica, perché se l'Iliade è il primo capitolo di questa meravigliosa saga, un capitolo eroico, epico, l'Odissea è il sequel diretto, è un capitolo avventuroso, anche romantico, l'Eneade è un capitolo poetico, perché l'episodio del cavallo di Troia non è contenuto nell'Iliade, ma nell'Eneade di Virgilio. La guerra di Troia non si conclude con l'Iliade. Erano passati più di 9 anni, 9 mesi, e i greci non riuscivano mai a vincere e a battere le mura di Troia. Ci pensò il più astuto degli uomini con uno stratagemma, quello di costruire Ippos, anni dopo, grazie alle scoperte archeologiche. Si è confutato, non era una forma di cavallo, ma era una nave di cultura e origine fenicia che al coronamento principale aveva la testa di un cavallo, era molto grosso e panciuto. Finsero una ritirata, si nascosero dietro un'isola i greci
e i troiani si convinsero che la guerra era finita per stanchezza e quindi pensarono, perché l'ennesimo stratagemma di Ulisse era quello di lasciare anche una sorta di spia che raccontò che appunto i greci se ne erano andati, quello di portare dentro questa nave, considerate questo cavallo di Troia fino a qualche anno fa, che era stato lasciato come tributo agli dei per iniziazione di buon viaggio. Si oppose a quest'idea giudicata sciagurata solo un uomo, Laconte, che era una sorta di eroe santone, e pronunciò questa frase, ovviamente Timo Daneos et dona frentes, cioè temo i doni anche quando li portano i greci. E dato che gli dei che parteggiavano per i troiani si misero in mezzo, quando lui pronunciò questa frase e lanciò una lancia nella pancia del cavallo di Troia, se i troiani fossero stati un po' più attenti e meno superficiali avrebbero sentito il rumore della ferraglia, delle armi degli eroi greci nascoste nella ventre del cavallo, nella nave. Ma due serpenti marini si mossero dalle acque e presero i figli di Laconte, che si lanciò in difesa dei propri figli, ma fu stritolato da questi serpenti marini. E questo presagio fu visto come un ulteriore elemento negativo, e quindi i troiani decisero di abbattere parte delle mura e portare il cavallo di Troia all'interno della città fortificata, e fu l'inizio della loro fine. E io temo i greci, sotto forma di troppi complimenti, spesso ipocriti e fasulli, anche quando portano i doni, e continuo a pensare che le due favorite per lo scudetto sono il Milan ormai al 95%, o forse al 90%, e l'Inter, che è la squadra più forte del campionato come organico, come forza fisica, eccetera, e il Napoli debba fare il suo campionato senza pensare a nessuno, anche ai complimenti autentici, fasulli o ingannatori, come il suono del canto delle sirene, che appunto invece poi ammaliava così tanto i navigatori che si andavano a suicidare sugli scogli del mare anche non in tempesta. La partita di oggi è una partita difficile perché l'Atalanta perde la sua seconda gara casalinga consecutiva e statisticamente, sai, non è facilissimo quando una squadra perde, soprattutto di alta classifica. La domanda che sarebbe stata, per quanto mi riguarda, utile chiedere all'allenatore, una domanda di pura tattica, se è stata una scelta o se siamo stati costretti nel primo tempo a essere particolarmente e insolitamente lunghi. È stata una scelta a questo punto per giocarci anche degli 1 contro 1 in attacco, dire noi siamo più forti tecnicamente, più veloci, o non siamo stati così bravi da essere più attenti e più stretti come di solito il Napoli sta, perché l'Atalanta ci ha messo molto in difficoltà, non solo su quell'aspetto che è tipico delle squadre di Gasperini, 18 contrasti vinti, solo 3 del Napoli nel primo tempo, è un numero abnorme per far capire quanto qualunquismo viene pronunciato nel campo, no? Io francamente sembro poi il fratello maggiore o l'agente di Elmas, però come fai a cancellare il lavaggio del cervello che viene fatto ai tifosi? Questo non sa far nulla, non so fare, i cattivi ragazzi. Napoli ha fatto oggi con una partita così difficile, così fisica, dove ha perso praticamente il 90% dei contrasti, 9 falli, anche la ne ha fatti pochi, 10, quindi però siamo brutti, si dirà, queste partite l'anno scorso il Napoli vinse con il maestro Sarri a Bergamo con gol di Mertens, quindi qualunquismo. Però diciamo il primo tempo ce la siamo giocata, quasi un 1 contro 1 anche nei capovolgimenti di campo, dove l'Atalanta a volte con un passaggio e mezzo si è messa in porta, come nel primo grande spavento al 4° minuto. Nel secondo tempo si è sofferto molto di più, perché i contrasti fisici con le buone o con le cattivissime siamo andati sempre sotto. Non mi attacco all'arbitraggio, che per quanto mi riguarda è stato meno che scadente, perché se ci dovessimo mettere a fare minuto per minuto tutte le cose che non mi hanno convinto,
a partire da un'ammonizione assurda presa da Chiesa, dove anticipa di netto il pallone, si prende un pestone sull'alluce, lui ha preso il pallone, si è allungato e prende lui sull'ultima falange della dita dei piedi il pestone del giocatore là. E riesce anche a tirarsi la gamba, cioè non la lascia nemmeno lunga, lui se la tira e viene ammonito. Un'ammonizione è la seconda, no? Poi quando speriamo il più tardi possibile, ma mettete che prende la quinta ammonizione prima della gara con la Juve e salta la Juve. Per questa ammonizione lui ha raggiunto la quinta. Non voglio essere cattivo. O degli affondi assurdi a Osimhen, che è stato martoriato eccetera, con Mariani che era a 1,5 metri, il replay era inquietante, visto che Gasperini si è attaccato per 30 secondi che non ha dato di recupero in più della partita, però nel primo tempo ce l'abbiamo fatto un po', nel secondo tempo sia proprio uno strapotere di chili. Lobotka ha sbagliato un paio di passaggi che non sbaglia mai nel primo tempo, ma nel secondo tempo ha sofferto nonostante una serenità, una pulizia nelle giocate eccetera, però a volte proprio veniva nettamente spostato perché tu non ce la fai nell'1 contro 1 proprio nel corpo a corpo. Però si è vinto, si è dimostrata voglia di vincerla subito. C'è un particolare che a me ha fatto una grande impressione positiva, che di solito vedevi nelle partite di Coppa quando vai sotto, c'è il gol che valeva doppio, no? Al pareggio maestoso, colpo di testa regale di Osimhen, lui non è esultato, non ha perso tempo, si è andato a riprendere il pallone che non gli è stato dato anche l'altro portiere Mascherano, perché era concentrato, aveva voglia insieme a tutta la squadra non di andare subito in vantaggio. Questi sono i segnali molto positivi. Leggevo, e voglio fermarmi qui, sì, siamo più 3 dell'anno scorso, e voglio chiedere scusa intanto a tutti voi. No, ho mantenuto la promessa per quanto riguarda la mia pessima il mio pessimo utilizzo del mezzo web del mio canale, però il video l'ho fatto, ve l'ho promesso, e oggi, come Valerio andrò a che fare quella notte, vi farà il video di analisi, io mi metterò di notte e farò l'ennesimo video di uno dei 3 film che ho presentato in settimana. Non potrei fare tutti e 3 perché non ce la faccio, anche perché poi annuncerò un progetto enorme a cui ho partecipato in questi mesi, che verrà presentato il 16 di novembre, e poi la mia prima lezione il 22. Umilmente, il progetto enorme, io ho un piccolissimo ruolo. No, le scuse sono che anch'io sbaglio, no, sul fatto che sono 4 scemi, Cori. In realtà no, non sono 4 scemi, però effettivamente abbiamo sbagliato tutti noi in questi anni a giudicare cori razzisti, questioni meridionali, eccetera. In Italia nel corso degli ultimi anni si è fatto sempre più uno studio su quello che poi sono delle caratteristiche molto preoccupanti, no, dell'utilizzo della lingua italiana. Si utilizzano sempre meno vocaboli rispetto a 10 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa, e questo non è un buon segno. Quindi la lingua si è impoverita, e anche la comprensione di un banale testo letterario. Non parlo di un'opera poetica o complessa, cioè di un articolo o di Valerio, non è razzismo e non sono 4 scemi, è semplicemente deficit cognitivo. E dobbiamo, quindi errore mio, dobbiamo compatire queste persone che hanno bisogno continuamente di cantare che non sono napoletani, perché non riescono se no a ricordarselo, a capire, no? E quindi hanno netto bisogno, perché noi lo sappiamo che non siete napoletani, no? Perché, per tante ragioni, e quindi purtroppo anche da questo punto di vista la lingua italiana è un momento di flessione, e il deficit cognitivo è uno dei grandi mali societari moderni, e prende purtroppo tante persone. Loro non sono napoletani, ma questo non è un problema, forse il problema è che hanno bisogno costantemente di ricordarsi, altrimenti non lo capisco. Bellissimo. Allora, nel frattempo ho recuperato e ho salvato un po' di messaggi. Ovviamente per quelli che si stanno collegando adesso, io ho già commentato quello che era all'inizio, adesso c'è anche Guido, ampliamo il discorso. Su Liverpool avete ragionato di pancia. No, Mario, non è così. Io, poi Guido dice la sua, io ho detto il discorso della sconfitta, che è meglio adesso
lo rivaluto se il Napoli non perde con l'Atalanta e quindi io lo rivaluto contemporaneamente. Quello che mi è piaciuto e che dovevo sentire era il discorso di Spalletti, che ha detto: questi ragazzi ci sono rimasti male, non hanno festeggiato il primo posto, e quindi la mia paura della giustifica era quella, la mia paura, giustificare la sconfitta che poi ti porta ad altre sconfitte. Abbiamo avuto difficoltà, ma la reazione in campo di questi affamati l'abbiamo vista, e questo era quello che mi interessava clamorosamente oggi. Io personalmente non ho mai difficoltà a mettere errori, perché continuo a considerarmi alla mia veneranda età uno studente, come quando ho sentito una bellissima lezione Vittorio Storaco, quindi figuriamoci. Ma rispetto al post Liverpool non solo non arretro di 1 millimetro, ma avanzo. Napoli ha perso 3 posizioni nel ranking UEFA. Spero che il mio ragionamento no, questo è un discorso molto più avanzato. Sì. Non posso ripetere sempre le stesse cose, perché sennò sembro arterioschlerotico. Ma è lo stesso mister a questo punto che ci viene, tra virgolette, metaforicamente in soccorso, dicendo quello che ha detto. Quindi lui, no, eravamo arrabbiati, delusi. È chiaro che dal punto di vista prettamente utilitaristico, risultatisti, è una sconfitta che non ha pregiudicato, ma questo è abbastanza stupido, ragazzi, dirvelo. Banale. Il primo posto, ok, però permetto, è una cosa stupida. Da un punto di vista del rank, no, è un punto in meno. Napoli becca il Paris Saint-Germain, perde 2 partite, quelli sono i punti che noi abbiamo quest'anno. Potevamo un punto in più, e intanto quel punto in più, 1000 punti in più, poteva essere utile, soprattutto nella parte così bassa della seconda e terza fascia, dove 1, 2, 3 punti di ranking pesano tanto. Nei prime sono tantissimi punti che hanno le 3, 4, 5, perché vanno sopra i 120, quindi non arreto di 1 milione. Per quanto riguarda il campionato, è un altro calcio. Il calcio italiano è di una modestia incredibile, ha qualificato 2 squadre al secondo posto, e il Milan era la di prima fascia. La Juve, penso che non è mai successo che una squadra con solo 3 punti e per una differenza reti va in Europa League. La Lazio che retrocede in Conference League. Il livello del calcio italiano, vedremo quante squadre passeranno gli ottavi. È un altro campionato, sia perché proprio l'Europa è un altro campionato, anzi sono 3 coppe, ma sia perché è un altro sport. Molto bene che la reazione invece, per quanto riguarda aver imparato cosa significa perdere, è stata: no, non ci piace perdere, torniamo a vincere. Da questo punto di vista la reazione che volevamo tra virgolette, che speravamo, spiegavamo, eravamo curiosi di vedere, Valerio è molto io, c'è stata. Però il mio ragionamento è che molte persone non ci arrivano, mi spiace, è molto più a lungo raggio su quanto pesa una vittoria, pesa molto di più una sconfitta, quanto pesa anche come a livello psicologico. Cioè, io ribadisco, per esempio, parlando di altre squadre, vedete la Roma dopo la sconfitta col Napoli, dopo quelle dichiarazioni di Mourinho, che è stato, mi scuso con tutto il gentil sesso, però è vero, dai miei colleghi, letteralmente per puntini puntato, ho preso con una squadra che ha molte difficoltà, non è qualitativamente eccezionale. La Roma, di riff e di raffa, no? Però le sue 3 vittorie se le ha fatte. Vediamo il derby anche, no? Quindi l'aspetto psicologico è importante. Bene è stato vincere subito, e bene sono state, ho sentito le parole di Spalletti, e questo è un concetto importantissimo se si vogliono arrivare a determinati traguardi, che da un punto di vista psicologico, da un punto di vista di certi risultati, queste partite pesano molto. Però alla fine, se tu devi fare quegli 86-89 punti, e io vi dico, già ve lo dico oggi, il Napoli per ambire allo scudetto non può fare un girone di andata con meno di 45 punti. Non incominciamo a prenderci in giro. I 45 punti è la soglia minima, no, quindi bene ha detto Spalletti, sì, però le prossime partite, i 3 punti, se tu non nominando vuoi ambire a certe cose, sono tutti importanti, perché poi a fine campionato non è che dici vabbè, ma questi
psicologicamente sono partite che ti danno un là diverso, però poi quando le devi sommare, l'anno scorso il Milan vince 86 vincendo anche con... Esatto, questo è il famoso discorso di vincere con le piccole o vincere gli scontri diretti, che si può vedere più a lungo raggio. Fa bene Spalletti a ricordarcelo. Ringrazio Jacopo che riporta ovviamente quello che dicevo prima, la citazione del Don Raffaele il trombone, la commedia di Peppino. L'umanità mi fa schifo, e dopo 30 minuti di attesa comica voi mi fate schifo tutti e tu, e come famiglia e come umanità. Ma il Napoli che meraviglia, e non è un errore di battitura, c'è all'interno la voglia, Guido, si è vista la voglia in quell'immagine di Osimhen che ci citavi prima. Sì, io per esempio penso, ma posso sbagliarmi, sono tutte cose che uno chiederebbe al mister, se non solo per la partita meravigliosa di Elmas, praticamente precisissima, pulitissima, ha difeso bene, sempre nelle posizioni giuste, non ha mai fatto fallo, era propositivo in attacco, ha fatto comunque il gol partita, piccolo particolare. Chi ha sofferto con dei passaggi scellerati e sbagliati alla fine, ma penso proprio perché non ce n'avesse più, è stato Olivera, no? Ma io penso che non è stato torto, perché noi non potevamo continuare da tutti quei chili e quella fisicità in meno, e Mario Rui, che ha un piede quest'anno poi veramente vellutato, io penso non sia stato messo in campo, poi potrebbe aver avuto un colpo, perché ha detto mi tengo, rischio questa fisicità. Pensiamo anche il campo, per un certo periodo noi abbiamo avuto un centrocampo un po' più pesante, no? Cioè, hai tolto Zelischi, che è danzato oggi, e diciamo hai messo non Belé e non Demme anche alla fine. Detto, le partite vanno valutate in maniera molto attenta e serena, e andrebbero fatte domande specifiche per cercare di capire se determinate analisi, intuiti, osservazioni che uno ha avuto sono corrette, o se mancano degli elementi che ci può dare il mister. Per esempio Lozano nel primo tempo ha iniziato come un'ira di Dio, perché ha saltato 1, 2, la terza volta, alla quarta volta boom, ha preso un calcio e non l'ha messo in terra, alla seconda volta boom, cosa, e non è stato fischiato, la terza volta ha detto allora incomincia a soffrire. Ha fatto anche 2, diciamo, allunghi, dove lì ti arrabbi, quella superficialità che hai fatto un controllo troppo lungo e l'azione poteva essere molto pericolosa, e anche una seconda volta. Però nei primi minuti della partita mi ha iniziato molto bene. Diciamo, la cosa importante, delle sbavature, primi 2 passaggi assurdi sbagliati da Lobocco come di Zelis ci sono stati, però la squadra, questo è l'elemento che io vorrei capire, se comunque come testa, come stare dentro la partita, non si è proprio scomposta, non si è impaurita dopo il gol. Non voglio proprio valutarlo il rigore, perché il rigore è di un'assurdità incredibile. Tu non hai tecnicamente il tempo di reazione per togliere il braccio, visto che la palla ti sbuca. Viene colpito e lui fa il movimento contrario. Lo so. Perché poi dice il braccio era largo. Ho capito, era largo, ma c'era l'ira di Dio in aria, non era largo che io voglio. Ma comunque l'abbiamo preso, non aveva nessuno a protestare, manco Di Lorenzo, manco di me, non abbiamo preso munizioni, là te lo prendi. Ma abbiamo visto quest'anno a Napoli rigori molto più clamorosi non dati. Detto là, vanno valutate certe cose. La cosa importante è che la squadra non si è disunita, la squadra non si è incattivita, la squadra non si è innervosita. Tutti elementi che ti hanno permesso dopo il gol di macinare un po' di azione e di tornare in vantaggio. Poi che ci siano dei giocatori che ci appaiono leggermente opachi o che devono ritrovare la condizione, Anghissà, io non penso che stia tirando la gamba indietro. Bellissime le parole in settimana di Ancelotti, non credo a questa cosa del mondiale, che mi chiesero tra l'altro nel tuo canale a settembre, perché hai detto un giocatore che pensa in questo modo deve rimanere a casa sul divano. Io quello ha avuto un brutto infortunio, non è un robot, sta ritrovando la forma, e anche, però la squadra è mentalizzata, quindi quando è mentalizzata e quando incominciamo a recuperare pezzi, perché non è una questione di amicizia di Elmas, è che tu oggi, se Elmas non era mentalizzato, intanto non ce l'hai, non ti può fare quella prestazione. Quindi anche questo fatto di un certo tipo di tifo o anche di analisi giornalistica, in realtà poi mi sembra sempre
un tifo molto stupido, perché poi tifi contro te stesso alla fine, no? Dici, guardate che non vinci con 10 persone, manco 11. Quindi la mentalità c'è oggettivamente. Il Napoli delle 7 presunte sorelle nel girone d'andata, ricordiamoci, le affronterà tutte tranne la Juventus fuori casa, ha toppato con la Fiorentina, ma ormai pure io devo lasciare andare quella delusione, però Roma, Lazio, Milan e Atalanta è fatto bottino pieno. Adesso le prossime 2 partite sono fondamentali, chiudere non il girone d'andata per questo punto, ma il campionato, ma il girone non si capisce, imbattuti, sarebbe tanta roba, e chiuderli con un punteggio pieno nelle prossime 2 partite difficilissime, ve l'ho già spiegato, perché ogni partita adesso si aggiunge il peso, no, sarebbe tanta roba. Il Napoli, se vogliamo ambire a quella cosa lì, sotto i 45 punti, e sarà un girone di ritorno allungato, perché a questo punto non è un girone di ritorno, è un girone di ricordo più la coda del girone di andata, durissimo, dove abbiamo il punto interrogativo se le squadre poi saranno stanche, oppure anche questo fatto, la doppia partenza di Spalletti, il qualunquismo, non abbiamo elementi, oppure addirittura voleranno, perché non ci sarà proprio più, come per ora sta dimostrando il campionato, la resistenza, la membrana delle altre, e quindi tu vedi tutto un filotto di partite che vinci facilmente, tante squadre, no, del vertice, quindi non lo sappiamo. Quindi intanto miriamo non sotto quel punteggio, se si riesce a rosicchiare qualche punto in più, tanto di guadagnato. Bene, Salvatore, tra molti ho letto questo tipo di messaggi, mi permetti di chiedere scusa a te, ma se ero tra quelli che ha fortemente criticato il suo impiego stasera, Spalletti le sta indovinando quasi tutte stasera. Credo, Guido, che questa Simeone sia stata di centimetri, no? Sì, ma di peso ha messo un po' di massa muscolare. Sì, infatti non lo spostavano, aveva il fisico per andare, ha servito anche un gran assist. Simeone meritava di far quel gol, è uscita di pochissimo, però è entrato non bene, benissimo in campo, perché a me piace quando i giocatori non solo entrano con la testa, ma fanno le scelte giuste, la scelta giusta di passaggio, di tiro, ha difeso palla. Certo, chiudevi la partita ed era anche meglio, però non è entrato non solo svogliato, non è entrato distratto, ha fatto quello che probabilmente gli chiedeva. Io rimango sempre nel dubbio, perché non ho né la presunzione e né abbiamo sentito Spalletti, però le palle le ha difese. Infatti oggi proprio le scelte sia della formazione iniziale che dei cambi, mi sento, e non sono nessuno, non sono l'allenatore del Napoli, di condividerle. Qualcuno dice meglio della Spadori, no, serviva un Elmas oggi anche come cambio di Simeone. L'Atalanta ci ha fatto proprio patire fisicamente, proprio più che col Liverpool, come ha patito oggi il Napoli non ha patito nessuna squadra. E tra l'altro i XG parlano chiaro, perché hanno creato. Ti ricordi quando perdemmo con Gattuso, anche se lui non aveva proprio manco un cambio, dovette passare 3-5-2, no? Con Elmas persino, mi ricordo. O quando abbiamo perso l'anno scorso, io ti dissi note trasmissioni, se l'Atalanta quest'anno allora vince lo scudetto perché vinse a Napoli, no? Ci ha fatto incavolare, no? La sconfitta, non ve la siete dimenticati, no? Noi siamo andati in vantaggio con Mertens, siamo andati in vantaggio 2-1, poi abbiamo messo 2-3. Andate a rivedere il video di Atalanta. Oggi io vi posso dire che non vincerà lo scudetto, e non perché ero un pazzo. Noi la perdemmo perché a un certo punto non ne avevi più, cioè tu non ne hai più, e hai perso proprio come se una macchina è molto più performante, più veloce, più aerodinamica, eccetera, ma hai messo meno benzina nel serbatoio, e Valerio con la Panda ti frega. Dice, ma com'è possibile con la Panda? Lo so, però tu hai calcolato male, hai messo metà serbatoio e sei arrivato a 10 km dalla fine, e lui con la panderella proprio ti frega. Quest'anno avevamo la benzina necessaria, anzi, e va bene così. Sì, allora Valentina ci chiede l'episodio del giallo di cui abbiamo già parlato, quello di Kim, insomma, che viene comparato a quello che è costato a Milinkovic la squalifica
nel derby, simile, secondo lei sarebbe il caso di ampliare le possibilità di intervento del VAR o sarebbe troppo? Che sappiamo che adesso il VAR per il secondo cartellino giallo non può intervenire. E intanto andrebbe ripulito per questa famosa applicazione norma del protocollo, no? Perché il VAR ha una regola, poi c'è questo protocollo che ha creato una forma di estrema disuguaglianza, no? E confusione. E quindi se intanto non pulisci quella, che un errore poi a cascata alla fonte, su quella cosa lì è difficile, anche su tutti i cartellini. Quest'anno noi abbiamo 2 o 3 cartellini, no, almeno 3 ne ho contati regalati, cioè invertiti, però la vedo da un punto di vista difficile, nel senso nessuno ha mai posto l'attenzione all'organo che poi disciplina il cambio delle regole, questa problematica, se la vogliamo considerare problematica. È chiaro che per esempio la Lazio rispetto a noi, ma speriamo che Kim non raggiunga mai le 5 ammonizioni. Tra l'altro è un ragazzo veramente pulitissimo, no? No, oggi mi dà molto fastidio il giallo che ha preso. Te lo dico, mi dà molto fastidio. Il ragazzo sta dimostrando una tenuta cerebrale incredibile, perché dopo quel giallo non si è innervosito, ti può innervosire perché sai che l'arbitro non si è scomposto, non si è deconcentrato, che tu poi dici vabbè, allora gioco con un mezzo metro un po' indietro, un po' di spazio, no? Perché sai che anche casomai un contatto stupido, no? Di ginocchio rischia secondo giallo. Questo testimonia che Razzo è solido, però può condizionarti, però diciamo rispetto alla domanda della signora Valentina, la vedo per ora non portata all'ordine del giorno, no? Come direbbero quelli bravi. Quindi se non è portata all'ordine del giorno non può essere discussa e non può essere applicata e approvata e poi applicata. Spero di essere stato preciso. Chiarissimo. Tra l'altro leggo Kim con Meret che ci chiedono, ovviamente, perché c'è stato quel momento, Guido avrei notato sicuramente che Kim stava indietreggiando verso il pallone e forse Meret chiedeva il retropassaggio, mentre Kim non ci ha pensato 2 volte, come fa lui, la butta fuori in fallo laterale, e si spiegano poi subito dopo, dice Kim, stavo troppo vicino, stavo troppo lontano alla palla, insomma c'è questo tentativo di ampliare le comunicazioni, dove però io già vedo che Kim sa quello che deve fare, cioè che glielo si dica o no, lui prende la decisione. Oggi Meret è il risultato decisivo, con le sue parole. Allora, Meret ha delle qualità indubbie, perché poi cerchiamo di fare serietà come sempre da Valerio e non qualunquismo, e dà dei difetti che potenzialmente sono migliorabili, anche perché non sono eclatanti, però nella vita nulla è scontato, potresti anche non migliorare. Quali sono le qualità? Che è molto forte tra i pali, nel senso lui le parate le fa bene. Quali sono i 2 fili? Non è quel fatto, quella è una bugia, cioè Gattuso non lo schierava perché non è bravo coi piedi. Queste sono le favole, le stupidaggini che mi raccontate, poi perché servono per attaccare Gattuso. Ma per una minore personalità rispetto a Spina, anche rispetto ai compagni, che a volte è troppo schiacciato, vedi i gol che abbiamo preso col Liverpool sulla linea di porta, e a volte non ha dimostrato tempismo e sicurezza nelle uscite, che invece Ospina si è preso anche falli assurdi. Reina aveva un tempismo nelle uscite incredibile, perché mi ricordo partire, dicevo, questo è gol, invece poi andava veramente sui piedi. Se dobbiamo parlare, diciamo, di quelle cose, può migliorare, e sì, non è tanto un fatto lì tecnico, perché secondo me è una cosa facilissima da migliorare, ci sono problemi molto più gravi nel calcio, però quella predisposizione a stare a volte un po' basso, secondo me può essere legata a un fatto di carattere, di personalità. Quelli che lo esaltano che è più grande portiere di tutti i tempi, là, esagerano. Quelli che scarsissano, esagerano. Neanche mediocre, è un grande talento che quest'anno capiremo, perché si farà tutto il campionato da titolare,
se farsi il definitivo salto di qualità, e poi i portieri aggiungo sempre qualcosina perché hanno più tempo rispetto agli attaccanti, agli altri giocatori, no? Avendo una carriera diversa e lunga. Però questa è l'analisi da fare su Meret. Secondo me né questa esaltazione e a volte anche trovare difetti che aveva negli altri per nascondere, e né questa bocciatura sulla papera che abbiamo preso col Bologna. Io lì non sono preoccupato in un portiere, perché ne hanno presi tanti portieri. Io mi ricordo Oliver Kahn vinse il premio ai mondiali come miglior portiere, che fece un mondiale straordinario e lo vinse prima della finale. La finale fece quel tipo di papera. Per dirti, l'hanno fatta tutti, no? Insomma, tutti grandissimi, non è inutile che mo faccio l'elenco alla Salvini. Quindi non è quell'errore, attenzione. Certo, quello è un paperone che dici, mannaggia che paperona c'è là. Però sono molto più gravi, tante volte quante ne farà? Una su 30 partite, su quella... Il problema quando sono tanti piccoli difetti, se sono tanti e ripetuti, allora ho detto, quelli sono secondo me più problematici. E invece la gente poi, ma come nel calcio, perché non piace Elmas? Perché è raccontato in un certo modo, perché poi un certo tipo di pubblico si fa prendere dalla Lavezzata, no? Lavezzi faceva cose meravigliose, gli vogliamo bene, e tra l'altro il fine carriera di Lavezzi, nel senso di tutti i messaggi in amore, ce l'ha reso ancora più amato e più simpatico. Però molto spesso faceva anche delle muine che non avevano nessuna utilità nell'azione di gioco, però sono quelle che colpiscono e accalorano il pubblico. E ci sono dei giocatori fusi che erano giocatori ordinati sempre nella posizione giusta, sempre al momento giusto, sempre il passaggio giusto, che non vanno agli occhi, no? Guido, nel frattempo ovviamente la chat è impazzita perché ha segnato Daniele Maldini contro il Milan, pareggio dello Spezia. Ma a quanto pare un pareggio, a leggere dai commenti, insomma, che era nell'aria perché lo Spezia ha avuto più di un'occasione. Gran gol, lo tira a giro, così dicono. Ragazzi, che cosa vi ho detto io? Con umiltà, e leggetevi tanti classici, casomai non vedete i video di Valerio, di Guido, mo mi ammazza Valerio, però se proprio uno deve perdere tempo, si leggesse i classici dei grandi campioni. Psicologicamente funziona da un lato e dall'altro. Sia te che diventi sempre più forte, sia indebolire gli avversari. La vittoria di oggi a Bergo del Napoli fa tanto male, ti costringe alla rincorsa, rincorsa quella che non fai niente alla fine, seppure vinci non fai niente. Il Napoli non può perdere punti con Inter, Juve, Roma eccetera, c'è una di queste quattro, se vincono là, mantiene al massimo, vedete quando noi ci siamo passati a questo logorio dell'inseguimento, mantiene al massimo inalterato il distacco, che è un distacco che comincia a essere anche interessante, no? Se quella che perde se lo vede incrementato, se pareggiano entrambi se lo vede, diventa logorante, perché dici, sapete quanti giocatori e allenatori confidavano, io non parlo dei gufi, del qualunquismo dei tifosi, che comunque detto vabbè, più di un pareggio almeno a Bergamo, il Napoli non fa, l'Atalanta è forte, è tosta, non ha fatto le coppe, quindi c'ha 6 partite in meno rispetto al Napoli in campionato, ha già perso in casa, non perde. Sono importanti, non perde 2 partite di seguito in casa, non ci stava. Non ha perso perché era nell'area la sconfitta del Napoli. Temono i greci anche quando portano doni, ragazzi. E psicologicamente questo toglie energie. Lo scudetto perso in albergo, frase infelice di Sarri perché ci ha condannato a essere perculati per tutta la vita, ma non era riferita al fatto della partita vista nel bene, era riferita, ha detto adesso i giocatori dove le prendono le energie se sanno che tutto è inutile, e infatti prendesti un'imbarcata. Sì, quando acquisisci mentalità, acquisti forza tu e la togli agli altri. Togli agli avversari. Ragazzi, mettete 20 like, dai, Polli se li merita e lo sapete. Noi recuperiamo qualche altro messaggio. Gregorio ti chiede, Guido, se hai sentito l'intervista di Spalletti. Parlando di Kvara è sembrato avere un po' di fastidio sulla sua risonanza mediatica, come se fosse il Napoli di Kvara e non di Spalletti. Non me ne frega niente. No, mi spiego, non all'ottimo... Sì. Gregorio Paolo, non sappiamo qual è il nome, qual è il cognome.
oppure adesso il doppio nome, come? Nel senso che l'ottimo Valerio ultimamente ha notato un livello di stanchezza mentale nel misto delle conferenze, che però non si è tramutata in una stanchezza tecnica di allenatore, di messa in campo, quindi che incomincia a manifestare, a parte che anche lui non è un robot, è vero che non va in campo, però allena, guida la squadra, eccetera, eccetera, le conferenze, cioè frega niente. A volte tu le botte, non intendo le botte nel senso i calcioni, le avverti dopo, lì per lì continui a giocare, l'adrenalina, il muscolo è caldo, anche lo spray, come si chiama, però 2 giorni dopo dici com'è che adesso mi sta facendo male? Perché l'hai presa. Io tutte queste congiure, queste cose, sei ragazzo che ha giocato tanto, anche se è giovane. Secondo me Spalletti, quella è l'unica cosa che ho sentito, non ci vado a cena, ha dato i messaggi giusti, ma perché sono quelli giusti da dare. Ho detto io poi che messaggio do a un giocatore che si sta allenando a 1000 come Elmas e metto un giocatore che non si è allenato, che comunque c'ha una botta, e tra l'altro siccome adesso effettivamente, usando un'espressione, no, a tutti i riflettori puntati, no, fa una partita opaca, non lo bruci perché sta facendo un'inizio stagione sfolgorante, però ti prendi 5-4 in pagella, ma ce l'hai Elmas, va recuperato. Già quella prestazione, pochi minuti, avevamo visto 20 minuti molto buoni, oggi si è fatto tutta la partita, insomma è uscito al 93, quindi va bene che riposa, molto probabilmente non giocherà nemmeno con l'Empoli. No, il Milan è più forte. Però sono segnali, quest'anno le difese stanno soffrendo, cioè il Napoli ha vinto con la migliore difesa, adesso ha equiparato l'Atalanta, e la migliore difesa è rimasta la Lazio con 8. Ricordate che di solito si vince lo scudetto con un rapporto di 3 e qualche cosa tra gol fatti e gol subiti. 3,5, 3,40 sarebbe l'ideale. Il Napoli ha subito 10 gol, 10 per 3,5 sono 35, per 3,40 34, siamo un pochino sotto. La Juve è strana, Guido, che ne ha subiti 7, cioè comunque miglior difesa. Comunque stanno tutti. Quella di come si chiama, di Allegri, si sa l'anno scorso, però fa una fatica mostruosa a segnare, infatti solo 18. Sì, diciamo Napoli 10 sono un po' troppi, però non è staccatissima dalla Juve che deve giocare domani, tra l'altro con l'Inter, e dalla Lazio che deve giocare con la Roma. Tiro da fuori aria nel set, l'importante è che Messias sia stato ammonito istantaneamente dopo aver simulato in aria. Quindi praticamente è successo un po' la cosa, ve lo ricordate? Era proprio contro lo Spezia, il Milan che ebbe quella cosa che ci fu quell'esagerazione di Teo Hernandez che portò l'arbitro, ricordiamo, a fischiare immediatamente, poi il Milan segnò e ci fu il calcio di punizione, cose incredibili. Maldini tuonò e da quel momento in poi bravo. Bello, ok, vabbè, no, queste sono le cose belle perché poi succedono tutte, spesso il dio del calcio mette gli episodi simili vicini così ce li ricordiamo e li possiamo comparare in fretta. Francesco ci dice: a livello di tradizione le ultime 4 partite contro l'Empoli in campionato sono state 3 sconfitte e 1 vittoria. Come la vedi la partita di martedì? Io l'ho detto, difficilissimo, coefficiente di difficoltà 12,5 da una scala da 1 a 10, quindi, e vi ho spiegato anche perché, inventiamoci, non esiste questo coefficiente. Annullato, fallo nettissimo sul gol, annullato, si resta sull'1-1. Chiaramente a livello, diciamo, tecnico, affrontare Real Madrid, un Bayern Monaco quest'anno è fortissimo, no? È diverso, è chiaro che il Bayern Monaco è uno squadrone, ha tradizione, ha vinto 9 campionati di seguito, fa per il 10º Champions League, eccetera, eccetera, eccetera. Se no facciamo Salvini. Però, diciamo, diventa anche una corsa statistica, no? Tu ne hai vinte 9 di seguito, fortunatamente non le prime, quindi sono non a metà, ma dopo ogni partita diventa più difficile. L'Empoli effettivamente l'anno scorso, chi ti deve dire che con l'Empoli non facevi punteggio prima, facevi 0 punti, ma questo va benissimo per noi.
Ricordiamo Guido, quell'Empoli vinse con noi, poi basta. Sì, tra l'altro poi vinse con noi, cioè ci fu tutto il niente. Come si chiama? Il campionato, perché anche se era simmetrico, quindi potevi incontrarla dopo un certo numero di partite, l'Empoli fece, ve lo dico, le ultime 2 partite dove non vinse, un pareggio e una sconfitta, poi fece tutti i pareggi e sconfitte e rivinse a Napoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alla 15ª. Quindi si fece 17 partite senza vincere e aspettò noi per rivincere. Però diciamo questo triste primato dell'anno scorso di 0 punti dovrebbe automaticamente farci scattare un campanello di allarme che tu già sai che non la puoi sottovalutare, perché hai già regalato 6 punti l'anno scorso. Poi le partite dopo è facile che le hai vinte, analizzarle prima. È chiaro. Ivano dice vabbè, sperare che il Milan perda contro lo Spezia, troppo sforzo, tanto c'è Juve, Inter e Roma Lazio, sicuramente allungheremo su qualche altro e sull'Atalanta ci abbiamo pensato personalmente. Premesso che io non insegno niente nella vita a nessuno, perché non mi reputo quel tipo di persona, quindi se le persone amano fare una certa cosa va bene, anche good fare eccetera. Io quello che però cito a memoria di studi eccetera è che certe cose, come si citano i lavori logoranti, no? Logorano, inseguire, e ce ne sono tantissimi di esempi della storia. Pensiamo solo al campionato italiano di Serie A, quindi limitiamo solo, e già sono tanti. Fidatevi che inseguire, perché la Juve vinse quel famoso scudetto? Non per Pjanic, perché nel momento che il Napoli fece quelle 10 vittorie di seguito anche con squadre difficili come Bergamo, e tra l'altro a volte vincendo sonoramente, no? La Juve ebbe bisogno di moltissimi aiuti. Non si è logorata, perché poi 10 vittorie ha fatto il Napoli, 10 vittorie alla Juve, e poi si è logorata il Napoli che perse con la Roma perché beccò una partita sfortunata. Quindi più che ognuno è libero di fare quello che vuole, che gufare, fidatevi. Innanzitutto c'è un aspetto importante, e ve lo dissi l'anno scorso e si è verificato, che tu puoi superare 1, 2 quando insegui squadre, ma tutte diventa anche matematicamente impossibile. Quindi al girone di andata, nonostante quando continueranno a dire no, ma c'è ancora tempo, come si chiama? No. L'anno scorso che vi dissi, la Juve quando c'è il campionato sul Napoli, ok, ma Inter Milan non le supera, e non li ha superati. Quindi più che perdere energie, un consiglio vi dà, che gufiamo, ma noi non fluiamo sui risultati. In questo momento se io e Valerio diciamo poi Milan vince 4-1 e che ci rimaniamo male perché il gufo, secondo me è abbastanza stupido. Però perdi oggi energia, perdi oggi no, perché sei costretto perché gli altri stanno là davanti, e se no diventa anche mortificante questo diario, no? 6 punti, 7 punti, 8 punti, 10 punti, no? Tu sei costretto, e logora. Non oggi, tu perdi una partita con Lecce perché alla lunga 7-8 partite dove hai dovuto dare il massimo e poi toppi. Chi si immaginava che quindi il logorio di inseguire si sente, ragazzi, ma lo dice la storia, non lo dice il cretino qui davanti, lo dice la storia tante volte. Poi qualcuno citerà, vedi quella volta c'è stato il sorpasso, però su 10 volte, 7 volte il logorio si sente. Domani si sentirà, perché le 2 partite, i 2 derby, no? Quello d'Italia e quello di Roma, che già sono 2 partite di altissimo cartello, no? Sono 2 classiche, come le chiamava Breve, quindi già da sole sono partite prestigiose, però non sono partite per il vertice. Domani in Juve, una delle 2, e non è gufare, se perde è fuori alla 13ª dalla corsa scudetto, punto. Fine della storia. Guido, che succede se pareggiano? È il risultato peggiore per tutte e 2, dovendo perché rallentano entrambe fondamentalmente. Perché se per sé un pareggio per entrambe, essendo uno scontro molto elevato, Juve e Inter, non è disdicevole. Però siccome l'Inter si ha 24 la Juve ha 22,
l'Inter con pareggio va a meno 10 e quindi aumenta, la Juve va a meno 12, che sono 4 vittorie. Sfortunatamente per noi dobbiamo incontrare, però a questo punto vedi un'eventuale vittoria del Napoli e game over per loro due, un pareggio le tiene in vita, però mantiene inalterato il distacco con loro due, semmai il Milan si avvicina. Una sconfitta gli dà entusiasmo, però siccome l'Inter ha perso 4 volte, no? E la Juve non ha perso 4 volte, sarebbe la terza sconfitta, ma ha fatto 4 pareggi, cioè, se io dico che 45 punti è la soglia minima per il Napoli nel girone d'andata, non il mini gironino, è facile il conto, no? La Juve ha 24 punti, mancano 7 partite, no? 3 per 7 è 21, no? 21 e 22 sono 43 punti, che comunque diciamo 45, 43 c'è. Però se la Juve fa 3 per 7 21, significa che l'Inter può fare 6 per 3 18, perché una, no? E all'Inter mi sembra deve incontrare l'Atalanta, e quindi questi famosi sconti diretti quando tu insegui sono una iattura, non sono un vantaggio. Il campionato è lungo, no ragazzi. Considerate che per vincere uno scudetto medio-basso come lo stiamo vincendo adesso non puoi concederti, devi vincere 26-27 partite. Non guardate con chi, no? Che significa 27 partite? Facciamo 27, 28 erano degli anni migliori, tu sei vinto con 30, diciamo 27, ci manteniamo bassi quest'anno. Significa che puoi sbagliare 11 partite in tutto il campionato, tra vittorie e pareggi, non di sconfitte. Quindi più ne sbagli subito e più dopo a un certo punto dici sì, però mo devo vincere 10 partite di seguito, gli altri, quindi calma e gelo. Le prossime due per il Napoli sono molto 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 importanti, ragazzi, anche se non sono di cartello, sono molto molto importanti. Mi sembra che il Napoli adesso quante ne ha vinte? 11? Sì, due pareggi. Ne deve vincere 27, se 11 se ne vince, facciamo gli scongiuri 13, stai a poco meno della metà dell'opera, ma non è a metà campionato. Esatto, e già ci dicono che a gennaio servono 3 acquisti, un arbitro e 2 guardaline, ovviamente con il sorriso, una battuta. Però Valentino, io non riesco a darti tutti nel senso, è chiaro che la battuta la capiamo, però quell'attenzione che il Milan l'anno scorso, dobbiamo registrare, ha avuto da parte della classe arbitrale, noi non possiamo far finta che non sia un fattore anche quello. Sarebbe analizzare una cosa mancando un dettaglio. Facciamo più punti possibili in queste due partite, poi ci fermiamo, vediamo il campionato mondiale, cosa succede. Quello è un fattore, no? Perché io che vi ho detto, calcisticamente sì, risposta secca. Altra domanda che uno mi dovrebbe fare: Guido, ma calcisticamente basta? Negli ultimi anni non è bastato calcisticamente, perché non è vero che negli altri anni Napoli non è stato forte, ci sono stati degli anni che è stato molto forte. Bisogna vedere se quest'anno calcisticamente è talmente sì, che addirittura il Napoli migliora così tanto che è nettamente più forte degli avversari. L'Inter uscirà. L'Inter è una squadra che può fare 6, 7, 8 vittorie di seguito. L'ha già fatto l'anno scorso con 2 volte con Inzaghi, e deve riprendere Lukaku. La Juve non mi sembra una squadra che può fare 10 vittorie di seguito. Questa Juve, manco la Roma, no? Una Roma che continua ogni tanto a fermarsi. Il Milan. Io, Fabio, ho vissuto il trauma del 1 maggio 88, quindi pensa un po', ero un bambino, quindi godiamoci il percorso, calmi. Ecco, il Milan dà l'impressione di poter gestire poco la rosa se si vuole portare a casa il risultato. Anche Pioli molto in difficoltà sulla gestione nell'ultimo periodo, a differenza di Spalletti. No, io penso una cosa, Valerio, posso sbagliare rispetto a questa cosa, che è un po' più generica. Il Milan l'anno scorso ha vinto il campionato e noi gli abbiamo fatto i complimenti, e l'ha vinto perché sta seguendo un percorso.
Dal girone di ritorno 2020 al girone dell'anno scorso, 22, il Milan 4 volte su 5 aveva superato 40 punti, no? 41, 43, 36, 42 e 44. Quindi non è uno scudetto piovuto dal cielo quando dice se toppa la Juve, il Napoli se lo stava costruendo. Secondo me, io vi dissi, è arrivato con 1 anno e mezzo di anticipo, perché l'Inter si è suicidata, anche l'Inter, no? Ha fatto 46, 36, 41, 50, 46 e ha toppato il ritorno l'anno scorso. È assurdo che l'Inter negli ultimi 145 giornate è la squadra che ha fatto più punti, 311, eppure ha vinto il suo scudetto. Vedete il quando, no? Quindi che significa? Che da un lato c'è un percorso che sta facendo Maldini, che ha comprato giocatori giusti, ha gestito bene anche certi abbandoni, eccetera. Però dall'altro lato c'è stata una vittoria, non sto parlando, attenzione, se entrano i milanisti, non immeritata, rubata, io ho detto, cioè, è stata una vittoria prematura, e quindi adesso tu devi gestire questa vittoria prematura. Da un lato, adesso storicamente il Milan è una società, insomma, che ha vinto 19 scudetti e sappiamo quello che ha vinto, però questo nuovo organico, perché aspetta, guida, è peccato, è importante sta cosa, stai un po' in lag. Vediamo te. Se per ti faccio rientrare perché peccato, queste sono belle cose. Rientra, chiudi e riattacca, in modo tale che rinfreschiamo il collegamento. Vedi, ogni tanto uscite e rientrare per i like, capisco che sia scomodo, ma un like anche per i like, vedi, perché ogni tanto la colpa è di YouTube, quindi non c'è dubbio. Sì, lo vedo ancora frizzato. Ragazzi, voi mi fate sapere ovviamente che cosa succede. Ecco qua, vediamo se riusciamo a farlo rientrare. Lo vedo in caricamento. Sì, proviamo, vai. Provo, se no ricambio. Come senti? Bene. Nel senso, azzeriamo tutto, diciamo, quello che è stato detto nel messaggio è assolutamente giusto, così la facciamo più semplice, però è un solo aspetto. Cerchiamo sempre di vedere qualcosa in maniera molto più ampia, che non solo un campionato, che sono 9 mesi e passa, 38 giornate, sono lunghe come distanza, le giornate. Sono 9 mesi. La squadra è fatta di tanti giocatori, tanti elementi, uno staff complessissimo. Quello del Milan è più grosso del Napoli, è una società snellissima il Napoli. E si è trovata a vincere, secondo me, si capiva anche da Maldini, in anticipo rispetto a quella della loro programmazione. Cioè, Maldini è andato, noi dobbiamo tornare a vincere lo scudetto, prima torniamo in Champions, incominciamo a giocare la Champions, a qualificarci, non la rivinceremo subito, anche se loro, diciamo, siamo 7, vincere il campionato. Il campionato, come fa la Juve, serve per poi cominciare ad andare bene in Champions, e non viceversa, come De Laurentiis ci ha raccontato. È tutto il contrario. E Benitez lo disse: tu incominci a essere preso sul serio in Europa vincendo titoli che invece in Europa sono considerati molti, no? Quando vengono presentate le partite ci sono 27 coppe in campo, perché queste hanno vinto 3 coppe di Spagna, come si chiamano là, e invece noi sono coppette, le snoppiamo. Quindi ci sono tutta una serie di step che vanno fatti. Milan l'anno scorso ha vinto il campionato perché ci sono stati dei momenti dove l'Inter ha toppato, e quest'anno, che sono i favoriti, si sentivano più forti. L'Inter ha incominciato a toppare già le prime giornate, perché poi si è trovata che alla terza giornata ha perso, alla quinta giornata ha riperso, su 5 giornate ne hai perse 2, poi hai riperso dopo un'altre 2 giornate, poi hai perso 2 partite di seguito. Dice siamo i più forti nella Coppa d'Italia, ma non ha digerito ancora la sconfitta e continua a ricriminare Pioli del Napoli. Quindi sono meccanismi psicologici che non è vero che
casomai gestione di giocatori di infortunio, ma sono molto importanti, perché adesso loro è come se dovessero rimparare a vincere quando loro hanno già vinto. In pratica noi li stiamo rompendo le uova, facendolo proprio facile nel paniere, perché diciamo siamo noi e l'Inter ha zoppicato all'inizio, la Juve sta zoppicando da 3 stagioni, siamo soli al comando. Da dove sono usciti questi qua? Perciò bisogna essere forti psicologicamente, perché vedere oggi non è una questione di figlioccio, Elmas che va bene, rafforza i compagni, come aver visto Raspadori e Simeone che hanno fatto molto bene. Avete visto, non ha indebolito Osimhen, anzi, bravo, che bel concetto che ci devi ricordare. Bravo. È tornato voglioso ma sereno. Bravo, non abbiamo perso punti quando non ci stava. Bravo. È tornato voglioso ma sereno. E perché? Voglioso perché tu vuoi giocare, poi lui veramente c'ha questa energia strabordante, ma sereno perché ha visto che i compagni non l'hanno lasciato poi terzo in classifica. Questi aspetti psicologici, ragazzi, sono fondamentali. Allora, dover inseguire, casomai l'amico Bellino vede la gestione dei cambi, no, perché anche quella, che per quanto ottimale può essere di Pioli, può diventare faraginosa, perché inseguire stanca, ragazzi, stanca. Non è vero quello che veniva raccontato, no, ma è meglio inseguire la Juve, stanca. Ecco perché io vi ho fatto vedere il video di Arturo e non diciamo nulla. Cioè, da quel video qualcosa è successo, Noi lo sappiamo quanto possa essere sfiancante inseguire quando quelli davanti non mollano un punto. Oggi abbiamo il coltello dalla parte del manico, speriamo di non farci male da soli. Bella immagine. Angelo, ricordati una cosa, signor Angelo, perché questo ci deve tranquillizzare, perciò non vi ho citato il celebre classico L'Eneade. Il Napoli, tranne in quella malaugurata stagione 87-88, dove era nettamente più forte, vinse tutte le partite, pareggiò a Roma la partita in 9, eccetera, storicamente non è mai stato favorito, storicamente non deve essere favorito, economicamente, vedete anche Napoli è una città che è nettamente meno ricca di Milano, non è favorito, sportivamente non è favorito, non cadete nel tranello dei finti complimenti, cioè Napoli quest'anno non è favorito, vincerà lo scudetto, sarà stato bravo, detto. Quindi non facciamoci sedurre dalle finte sirene. I favoriti sono gli altri. Tra l'altro ci sono dei campioni d'Italia, c'è una società per quanto strane, per quanto piene di debiti, ma nel calcio vincono indebitati. Che vi ha detto Guido Gentile? Che io ho detto bene il Napoli, questo, ma perché non hai fatto un video sull'erba del San Paolo? Si sta bruciando per la terza volta il prato del Santiago Bernabéu. Forse quei lavori, Valerio, sono stati sbagliati, perché quando tu prendi questi stadi troppo chiusi, a parte che il clima di Madrid è una città molto più a nord in Europa, è diversa, non lo so, successi pure perché lo stanno proprio chiudendo, sembra coibentato, no, non lo so, poi io non sono l'agronomo del Santiago Bernabéu, no? Però la narrazione la Superlega di Florentino Perez è una Superlega perché è sua, nata per nascondere il fatto che sono società che non riescono più a stare appresso ai loro debiti, però hanno vinto la 14ª Coppa l'anno scorso, quindi attenzione, questo mito che stiamo narrando fasullo, non ci state a credere, nel senso che anche lì è distrazione di massa, che Napoli ha ridotto la società virtuosa, ok, qual è l'unica società virtuosa in Europa dopo il Napoli? Quella è big, ma è veramente big, che mi sembra che è il 19° bilancio in attivo consecutivo, il Bayern Monaco, però non ha il fascino del Real Madrid, del Barcellona, della Juventus, perché non... E il Bayern Monaco ha fatto un centro sportivo che vale più di quelli di tutti in Italia messi insieme, perché è tra l'altro un polmone anche per la nazionale, ha uno stadio, lo sappiamo quanto è bello, l'Allianz Arena, comunque ha risultati sportivi di eccellenza, no? Non è che è una però non funziona così purtroppo nel calcio, che chi è più sano nei bilanci vince, quindi calma, godiamoci il percorso, non siamo favoriti quest'anno, non siamo storicamente, l'unica volta che lo siamo stati perché eravamo sul campo la magica, no, ma abbiamo vinto. Qui calmi, ma con questa nuova mentalità. Il principe io sono tifoso dei Lakers.
E vedi, Marietto era attentissimo, e lo ricordo, Guido è tifoso dei Lakers. Non per fighettaggine, lo so che perché quando ero piccolo incominciai a vedere, poi a me piace il bel gioco, no? Erano i Lakers dello Showtime, facevano canestro in 1 secondo e mezzo, in 3 secondi, quindi c'era questa grande Boston Celtics, che avevano soprattutto i lunghi più del campionato, Robert Parrish, Kay McCain e grande Larry Bird, che è il bianco più nero della storia del basket, e non è una frase razzista, no? E i Lakers, che avevano James Worthy, Byron Scott e soprattutto il play più alto della storia, 2-0-5, con i famosi passaggi no look, sorridendo, no? Perché Magic guardava di là e ti aveva passato di là, e James Worthy. Quindi a me che piaceva vedere il bel gioco, poi quando tu ti innamori rimani, se sei fedele nella vita, rimani fedele a quella squadra, tant'è vero che hanno fatto schifo, ma proprio schifo l'anno scorso. Il Magic ha chiesto scusa ai tifosi, non è che poi dici no, però ho molto ammirato sportivamente, perché un po' come potevi non farlo, i Chicago Bulls degli anni d'oro, perché comunque... Extreme dice: buonasera Valerio, buonasera a tutti. Quest'anno sembra che fino adesso gli arbitri non stanno favorendo una squadra, parlo in generale. Extreme, io credo, avevo un'idea di Orsato che dopo aver visto Milan-Juventus me l'ha confermata, cioè che di solito tende a favorire leggermente quella che è già più forte, in modo tale che qualsiasi cosa succede alla fine, è un po' la gestione arbitrale più che l'arbitraggio, alla fine uno non si lamenta più di tanto, perché comunque l'altra meritava di più, e l'ho notato anche nella partita tra Milan e Juventus. Per le altre ovviamente non le sto vedendo tutte, mi sto concentrando su quelle del Napoli. Ogni tanto qualcosa di clamoroso contro di noi lo stiamo vedendo, non sappiamo perché. Giroud gol, Giroud espulso. Che è successo? Ha fatto Giroud che si è tolto la maglia, quindi si becca il doppio giallo. Guido, ma è mai possibile che tu non sai che sei ammonito, ti togli la maglia per forza? Queste sono le cose che quando hai un direttore sportivo serio non fai passare. Ve l'ho già raccontato, no? Ci sono dei regolamenti interni etici, ci sono anche degli allenatori rompiscato che non vogliono che i giocatori a mensa hanno l'infradito, era Capello, no? Per dire, dovevi stare con le scarpe chiuse anche nelle pause, no? Quindi ci sono tante regole, sia diciamo di spogliatoio che di societarie, no? Di comportamento, però diciamo io mi ricordo un Napoli-Inter con Matusalem che era stato ammonito, che fece il gol, che poi fu un gol partita, si solse la maglietta e fu espulso per doppio giallo, e finemmo tutta la partita, che tra l'altro era parecchio ancora da giocare in 10. Sono stupidaggini che non vanno fatte, no? Però rispetto... Infatti Spalletti lo sta ribadendo ogni tanto in conferenza, e non si è tolto la maglia ogni tanto, anche quando glielo chiedono. Ma perché bisogna capire se è stato multato o meno, oppure se non è stato multato, e chiaramente ci può anche essere qualche muso lungo, perché noi ci siamo dati le regole, allora ci sono figli e figliastri, però non è stato multato perché sicuramente c'è una regola societaria, no? Perché per la società ci sono a volte delle regole che dice fallo di Kim non vieni multato, perché sennò sembra che un giocatore a questo punto gli crei una paura addosso che non può fare un intervento per prendere un giallo. Però l'ammonizione per proteste, perché dice una parolaccia all'arbitro, ti togli la maglietta, le società, le grosse società, le big società, quelle che lottano per i traguardi importanti, tendono a multarle, non diciamo. Potrebbe esserci stato una sorta di salvacondotta, scusate. Però Spalletti ti può dire ci stiamo perdonando, però ci devi dimostrare che può darsi, perché se lui lo sta dicendo non tenderei a escludere che sia successo questo, però è un ragionamento, non ho... L'ho appena visto, Valentina, grazie per avermela segnalata. Storia di Ciro con un'immagine dei giocatori che festeggiano a Bergamo, e Ciro scrive what a night, che serata, il mio cuore potrebbe non reggere. Driss
sta seguendo veramente da primo la famosa frase fatta, no? Sono il primo tifoso. Tris veramente sta seguendo le gesta del Napoli in diretta, non nemmeno in ritardo. E c'era un ricordo, una cosa al contrario, no? Perché su questa cosa ma in realtà è una frase che non ha senso, perché la coscienza dovrebbe stare a posto per cose molto più importanti che una sciocchezza di una partita di calcio, cioè. Perché non proviamo a ragionare in maniera un po' più onesta e aperta, no? Se una società, una tifoseria e anche una stampa, no? Che poi si riempie la bocca di certe parole, non ha la decenza, sono molto attento con le parole, no? Di salutare quantomeno non dico con un tripudio, con una festa, con educazione, le sue leggende. Dal mio punto di vista, sarà sbagliato, c'è qualcosa che non va. Cioè, continuiamo a sentire in giro delle offese, a parte che è stato offeso sempre sul fatto del nome del figlio, che mi sembra una caduta di stile, però non insegna la vita a nessuno, figuriamoci a colleghi che hanno la metà più giovane, però intanto tu hai privato una tifoseria, anche una famiglia, la sua, di un giusto tributo. E hai privato negli anni a venire la nostra tifoseria, no? Anche pensiamo ai bambini, no? Quando scrissero a te, a me, Valerio, la separazione di Insigne, noi siamo cresciuti in questo gioco. È giusto, no? Se ti colleghi su YouTube e vedi il saluto di Totti, piangi, anche se l'hai metabolizzato, il saluto di Gher con Liverpool, no? Noi non abbiamo i saluti di Amsi, se non un applauso con 18.000 persone, 20.000 persone a Napoli-Sampdoria. Non abbiamo il saluto di Maggio, non abbiamo il saluto. Questo, siccome è nostro, non succede agli altre squadre, beh, io incomincerei a interrogarmi se qualcosa anche noi sbagliamo, no? Come ambiente. Lui è rimasto coerente, io almeno intuendo come quella famiglia ha detto non ha fatto veramente polemiche, sono continuati a uscire le polemiche, ma perché lui ha detto ci sono rimasto male, meno male che ha detto ci sono rimasto male che quest'anno potevamo vincere, e invece anche in settimana è stato continuato a essere attaccato, avete visto, ha fatto bene, no, non doveva dire, sono contento che quest'anno siamo arrivati terzi, va bene così, però intanto ci hai privato stiamo aspettando la partita di addio di Maradona, non si è mai fatta la partita, si è fatta, molti la confondono, è stata la partita di addio di Ciro Ferrara, non di Maradona. Non confondere, arrivò Maradona in Borghese, Ciro Ferrara lo abbracciò, avevi promesso che venivi, ma non c'è mai stata, ragazzi, la partita di Maradona di addio, mai. L'ha fatta in Argentina, ma mai a Napoli, ricordiamoci. E tra i ricordi, poi uno si vuole raccontare. Mio fratello, no, che ha accompagnato il professore spagnolo, è andato ai quartieri spagnoli, il Moraes, quello povero di Maradona, anche se non è diventato incredibile quell'angolino, no? Ma oggi quanto siamo? 5 novembre, no? Non so, salvo che qualche miracolo, penso che in 20 giorni non fanno il museo, e passati 2 anni dalla morte di Maradona. Quindi io c'è questo modo di trattare che è storico, cioè non è solo del nuovo Napoli De Laurentiis. Tutti volevano bene a Maradona, no? Si è visto, tutti. I veri amici di Maradona, che li ha avuto anche amici meravigliosi, no? A me che un certo personaggio, ma ci sono cause in giro, ci sono anche che riguardano gli eredi, no? Fisica, questa cosa tanto Mertens l'abbiamo salutato come uno sconosciuto, 148 gol, anzi con insulti, meno male, 148 gol abbandonati così, che significa anche un famoso marketing. Se proprio uno lo vuole affrontare da un punto di vista meramente economico, commerciale, il denaro, beh, non hai avuto manco modo di fare qualcosa che faccia denaro. Potevi fare anche qualcosa di sfizioso, essendo un personaggio così fantasioso, una maglietta particolare, no, quasi un disturbo, no? Sentì dire che addirittura è stato scritto, e non parlo da tifosi, e non si leggeva tra le righe, che quasi era un dilettante, no? Rispetto ai professionisti, un dilettante che ha fatto 148 gol, meno male che era un dilettante. C'è molto da, non è parlare, c'è molto da migliorare, quindi
godiamoci le parti sane della nostra squadra, del nostro tifo, ma le parti migliorabili vanno segnalate. Cioè, non Quindi mi alla stupisce fine, Guido, che enough. messaggi di Mertens. Esatto, No? e questa era la chiave. No, Però, alla fine dicevo, è finita la partita con il Milan e c'hanno pure la cosa da dire, sì, Maldini è segnato, se lo possono pure esaltare, ma intanto non li ha fregati. Ultima domanda per Guido, perché poi devo andare a fare anche io il che fare. Crea più pressione vestire la maglia del Napoli e dover mantenere il primato in classifica, o vestirne una strisciata, soprattutto se campione in camera? Quest'anno non c'è pressione, quest'anno c'è Arturo, ragazzi, è bellissimo essere lì, è bellissimo essere in testa, c'è solo grande gioia. No, non ci può essere pressione, perciò secondo me la chiave di lettura, chiaramente è una risposta simpatica mia, la chiave di lettura per questo campionato, e secondo me Spalletti, che è un uomo intelligente, no? Anche se lo descrivono tormentato, l'ha capito, perché è troppo intelligente per non capirlo. L'abbiamo capito noi a distanza da Castelvolturno. È proprio è come se, ve l'ho detto, come se Napoli non giocasse il campione di Serie A, si deve estraniare, e quindi tutta quella che è questa letteratura, la pressione, anche settimane, esame di maturità, abbandonato quel modo che abbiamo avuto di raccontare la squadra ai nostri campionati. Quest'anno si racconta con Arturo, rivedetevi il video che fece gli altri dice il Milan deve vincere perché deve fare il 20° scudetto prima dell'Inter, l'Inter deve vincere perché deve fare il 20° scudetto prima dei cugini, perché comunque è un simbolo importante. La Juve deve tornare a vincere perché la Juve è anche uscita dalla Champions League, loro che hanno detto che ci sono delle squadre che non meritano di stare in Champions League, sono loro che hanno la pressione. Noi abbiamo il divertimento, è bellissimo stare in testa alla classifica, c'è un'aria diversa, già si sentono i fiori della primavera ad ottobre e novembre, ragazzi. Questa. E Francesco ti regalava un suo ricordo: nel 2012 ho visto Kobe a casa dei Nets, 30 punti e piedi da ballerina sotto un corpo da dio greco. Quindi ti dedico questo mio ricordo sportivo. Forza Napoli e forza Lakers. Però il libro di Kobe, pace all'anima sua, mamma mia che tragedia, anche le leggende hanno finali tragici, va con la bellissima figliola, no? E lui il soprannome non era ti voglio tanto bene Valerio, Black Mamba. La mentalità che poi trasmetteva, e nel libro Kobe diceva nella vita bisogna studiare, che poi è molto bello, che c'erano degli allenamenti, manco le partite, dove gli duolevano anche le ultime falangi di una mano, perché Oscar Smith prima di probabilmente di questa epoca moderna di allenamenti, è stato il più grande tiratore, no? Ha fatto un sacco di record, quello forse che ha fatto più punti nella storia del pallacanestro. In una recente intervista ha detto col cavolo talento, ha detto una mezza bugia perché il talento tu ce l'avevi, però ha detto io facevo 1000 tiri dopo l'allenamento. Cioè, qual è il segreto di fare così tanti tiri? No, allenarsi di più, e se c'era la doppia seduta di allenamento, doppia seduta di tiri oltre l'allenamento. Quindi è gente che aveva tutto, no? Cioè raggiungi quella cosa perché hai talento sicuramente, perché poi si muoveva veramente da Dio, però avevi testa, e anche loro hanno perso, anche Kobe ha perso. Però ho detto, per raggiungere quei livelli devi avere 3 cose: chiaramente un fisico superiore alla media, perché purtroppo poi genericamente quando raggiungi la Serie A c'è talento, ma queste 2 cose non bastano, perché sennò diventi Cassano e non diventi non so, Eric Cantona. Madonna, che giocatore, no? Perché mi piace citare Eric Cantona, è stato un campione del Manchester United, no? Che è un campione anche cattivo, no? Fu espulso per quel famoso colpo di Kung Fu a un tifoso, è tornato, e mai se ne è pentito. No, no, grazie a te, contento per te, per aver potuto vedere un grande campione come Kobe dal vivo, e sono sicuro che sono ricordi che poi ti rimangono. Facciamo andare il Valerio a che fare domani. Intanto la promessa è stata mantenuta, ma la promessa deve valere ogni settimana, quindi sono costretto da Valerio.
Quindi Valerio mi va a che fare, io mi registro l'Esorcista, quindi domani mattina trovate uno speciale solo di curiosità sull'Esorcista che ho fatto in occasione di Halloween, perché questa settimana ne ho fatti 3 di film, e ho deciso di questi 3 farvi, io che odio gli horror, l'Esorcista, e quindi prendetela per colpa di Valerio. Se non vi no, scherzo. Un saluto a tutti, buon lavoro Valerio, un saluto alle amiche belline, agli amici bellini, stiamo calmi, godiamoci il percorso, e Valerio, fammi salutare le tipografie perché fanno un lavoro importante. Tutti i anche nell'epoca del digitale, non abbandoniamo questi lavori. Adoro Guido Gentile, grazie infinite, e chiedo a tutti gli amici bellini di cercare Guido Gentile piano sequenza qui su YouTube. Arriviamo a 1000 iscritti anche sul suo canale, noi ci arriviamo organici ai 15.000, piano piano arrivano tutti, l'algoritmo si muove. Diamo una mano a Guido che se lo merita, e perché ci ha promesso contenuti e non ce li farà mancare. Vorrei condividere con voi il messaggio che mi ha mandato Guido a fine partita. È stato un messaggio semplice ma di grande effetto. Non gli ho mai visto scrivere tante O alla fine di una sola parola, ma sono cose che devono rimanere anche mio. Posso tenere un segreto mio con Guido, va bene così. Ragazzi, non ci crederete, ma vi devo dire una cosa importante, soprattutto dopo questa partita, perché lo so che voi mi stavate raccontando del mio, delle cose, non ha importanza. Domani ci guardiamo le altre partite, staremo molti attenti, in molti staremo attenti. Brava Spalletti, così, ma la cosa più importante è proprio questa: